Buongiorno, buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di Sveglia Trieste. Questa mattina con noi ci sarà Antonella Grimma a partire dalle ore 8 di Italia Viva e Elena Danielis del Movimento 5 Stelle dalle 9 alle 10. Prima però la rassegna stampa, iniziamo con il quotidiano Il Piccolo, subito sotto la testata Titan, gli allarmi inascoltati che hanno causato la tragedia, il sommergibile imploso, le idee, i danni dei negoziazionisti climatici e il ruolo dei mass media. Poi la notizia della giornata di ieri circa la situazione triestina, la vertenza Varsila, il futuro industriale di Trieste, incontri in prefettura con il ministro che garantisce l'impegno del governo. Fedriga, alleanza tra istituzioni, il presidio dei lavoratori a Bagnoli. Soluzione per Varsila, anzi per dire meglio una soluzione di alto profilo tecnologico e industriale. Questo ha prospettato per le prossime settimane il ministro alle imprese Urso ieri a Trieste per l'inaugurazione di BAT e per la vertenza Varsila. Lunedì il tavolo a Roma. Caso Santanchè, quegli aiuti statali per il Covid da 2.700.000 euro, MES Meloni punta a settembre, rimane il no di Salvini e poi ancora la manovra estiva del Friuli Venezia Giulia che sale a 835 milioni, fondi per ridurre le liste d'attesa in sanità. Poi oltre all'inaugurazione dello stabilimento BAT si parla nell'edizione di oggi del quotidiano Il Piccolo di panettieri e caffè. Quanto a Varsila dicevamo nel pezzo di Elisa Coloni, per Trieste sono fiducioso che si possa trovare una soluzione di alto profilo industriale. Sul tavolo c'è una proposta per la reindustrializzazione. Il governo ci sta lavorando con la regione. Mi auguro che questi giorni saranno decisivi. Una via d'uscita sono convinto che ci sarà, e poi ho parlato appunto di alto profilo tecnologico e industriale. Ecco la situazione fuori dai cancelli dei lavoratori di Varsila, il ministro Urso che poi rassicura i sindacati. Allora andiamo a sentire le due voci, diciamo così, quella dei sindacati e degli operai davanti ai cancelli e poi il ministro Urso. Intanto la protesta ieri mattina, perché cosa hanno fatto gli operai, le maestranze e i sindacati? Hanno fatto un'assemblea in presidio davanti allo stabilimento perché accanto si inaugurava la BAT, motivo per cui il ministro è arrivato a Trieste. Operai in pressing sul ministro Urso per chiedere chiarimenti sul futuro dello stabilimento Varsila. Un'assemblea in sciopero simbolica è stata organizzata da FIM, FIOM e WILM questa mattina davanti ai cancelli della fabbrica a Bagnoli della Rosandra. I lavoratori sono usciti in strada per un'ora in concomitanza con la cerimonia di inaugurazione a pochi metri di distanza del nuovo stabilimento di British American Tobacco Italia, a cui ha partecipato il ministro delle imprese e del Made in Italy. Noi con questo presidio vogliamo dare un valore simbolico. A pochi metri c'è una fabbrica che apre e siamo contenti che apra un nuovo insediamento industriale. Qui a qualche metro c'è il principale insediamento industriale del nostro territorio, la storia industriale del nostro territorio che sta chiudendo. Quindi al governo noi vogliamo dire in maniera molto chiara che deve assumere le redini e il controllo di questa vertenza. Chiederemo di avere attenzione massima per la vertenza di Varsila, perché noi siamo contenti delle politiche industriali di prospettive future, siamo contenti che la BAT sia un nuovo insediamento finalmente, dopo 15 anni che in questo territorio sono state solo chiuse aziende, però non si può non preservare quello che è il nostro più grande sito. Il ministro Urso che viene qua per l'inaugurazione di una nuova azienda, ma non si deve dimenticare anche di Varsila, che non è un'avvertenza come le altre, è un'avvertenza che ha coinvolto tutta la città e quindi ora bisogna dare un segnale forte da parte della politica. Oggi si dimostra con questa manifestazione assolutamente unitaria e compatta quanto sia importante la Varsila per Trieste e soprattutto quanto sia importante non soltanto mantenere i posti di lavoro, ma addirittura continuare a mantenere quella filiera fondamentale che, ricordiamoci, è l'ultimo stabilimento sul territorio nazionale di produzione di grandi motori marini. Per quanto riguarda Varsila, su cui il governo sin dall'inizio ha messo l'attenzione, nella convinzione che sia possibile, ed è qui il nostro impegno, trovare una soluzione di alto profilo, mi auguro internazionale e industriale. Sono convinto che ciò accadrà nelle prossime settimane e per questo oggi rassicurò i sindacati non solo sull'impegno del governo,
ma sul fatto che la soluzione ci sarà e sarà una soluzione di altissimo profilo industriale, tecnologico e internazionale, come meritano i lavoratori di Varsila. Posso assicurarvi che siamo in campo e sono in campo le migliori imprese e che una soluzione ci sarà di natura tecnologica e industriale all'altezza della storia e dell'esperienza e anche delle capacità che i lavoratori della Varsila hanno maturato nel tempo. Queste le parole dunque del Ministro Urso. Proseguiamo, abbiamo detto le rassicurazioni del Ministro Urso, la soluzione di altro profilo prospettata prima di fronte diciamo non di fronte ai cancelli ma all'interno dello stabilimento BAT, poi in prefettura. BAT inaugura lo stabilimento triestino, investimento da 500 milioni di euro, lavori finiti dopo 20 mesi, decine le autorità presenti, il titolare del Mimit, qui c'è l'Italia del fare. Sentiamo. Pronti? Via. Inaugurazione in grande stile per lo stabilimento BAT British American Tobacco nell'area Frieste di Bagnoli della Rosandra, una realizzazione che ha seguito un cronoprogramma molto serrato con tempistiche record per la realizzazione delle linee produttive e per le aree amministrative, oggi oggetto di un tour guidato alla scoperta dell'imponente struttura. Un investimento importante, circa 500 milioni di euro, che ha visto nelle 3 linee di produzione l'assunzione di circa 100 dipendenti al momento su un organico a pieno titolo di 600 persone. Un'azienda leader che fa bene al territorio e all'indotto, ha dichiarato il ministro Urso, presente oggi al taglio del nastro. Oggi è una giornata importante per Trieste, che è polo produttivo, logistico, hub dell'innovazione, ormai centrale nell'economia italiana e io direi anche europea. È un giorno importante per l'Italia del fare, finalmente si torna a produrre, con investimenti stranieri che sempre più giungono nel nostro Paese, perché l'Italia è diventato, secondo i report della principale agenzia di investimento mondiale, il luogo ideale in cui investire anche rispetto agli altri Paesi europei. Infatti gli investimenti stranieri aumentano in Italia più di quanto crescono in altre parti d'Europa. La produzione è concentrata sulla creazione dei Modern Oral, ovvero bustine di nicotina da porre in bocca per attenuare i sintomi dell'astinenza delle sigarette, marchio Velo. La linea produce sopra le 1000 bustine al minuto. Tra i punti cardine della filosofia della BAT, gli elevati standard di qualità, l'attenzione all'ecosostenibilità e un'attenzione costante sugli investimenti tecnologici. È il primo polo industriale che si realizza in 30 anni all'interno di un porto franco. Avete messo a sistema un lascito del passato, il Porto Franco, facendo diventare un'avanguardia del futuro. Per questo il governo doveva essere presente per dire che questa bandiera che qui si innalza oggi, la bandiera dell'Italia del fare, deve appartenere ovunque si realizzi un insediamento produttivo nella nostra meravigliosa penisola. Grazie a Trieste. Queste le parole dunque del Ministro Urso all'inaugurazione di BAT, British American Tobacco, inaugura in tempi di record il nuovo centro di produzione a Trieste, il primo stabilimento italiano con sede a Trieste negli spazi in regime di esenzione doganale creati a Bagnoli da Interporto e Autorità Portuale. Il domani migliore, promesso dalla multinazionale britannica, inizia oggi e tiene insieme produzione, innovazione e ricerca. Il taglio del nastro ha visto insomma un plauso trasversale delle istituzioni. Proseguiamo, Santanchè, all'angolo il PD ha avuto dallo Stato 2.700.000 euro di aiuti Covid, anche Lega e Forza Italia in pressing, è meglio se viene a riferire in Parlamento, lo scudo di Fratelli d'Italia ha chiarito tutto. Interrogazione urgente dei Dem sul maxi prestito. Il senatore della Lega Romeo, siamo garantisti ma venendo a spiegare in aula la questione potrebbe chiarire ulteriormente. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, è giusto che spieghi i contorni della vicenda per eliminare qualunque possibile velo di incertezza. I PM di Milano indagano anche su CAI Group, il colosso bio affossato da un fondo di Dubai, l'azienda rilevata
dalla Ministra nel 2011, il faro sulla misteriosa società di investimenti Negma. La vicenda, le denunce interne, i dipendenti di CAI Group denunciano di essere stati mandati a casa senza ricevere TFR, alcuni fornitori dicono di non essere stati pagati. Lo schema sospetto, il fondo di Dubai Negma portava liquidità nelle aziende acquistando obbligazioni poi vendute con alti margini di guadagno. Le aziende sul lastrico, a perderci sono sempre stati soci di minoranza. Dall'indagine è emerso che 16 aziende italiane sono finite nel lastrico dopo l'arrivo di Negma. La sfida di Salvini, l'offensiva della Lega sulle inchieste e il MES preoccupa Palazzo Chigi, la rabbia di Fratelli d'Italia, ci attaccano per coprire le loro divisioni interne, serve lealtà. I meloniani temono eventuali sviluppi delle indagini sulle aziende della Ministra, ma il vero problema è quello del rapporto tra il Vice Premier e Giorgetti. Le frizioni tra gli alleati, il MES, la Lega non smussa i toni, mai la ratifica e mette in difficoltà Meloni, alluvione in Romagna, la Lega vuole un commissario politico, Meloni insiste per un tecnico, il caso Santanchè, rabbia di Fratelli d'Italia per le parole di Molinari, la Ministra riferisca in Parlamento. Donate auto di lusso a Brunetta e Garavaglia, ecco il sistema Minenna, l'ex direttore delle dogane chiamò un senatore PD per avere consigli, l'intercettazione, sto aiutando l'ex ministro, gli ho dato un'auto sequestrata. MES, Meloni punta il via libera a settembre, Salvini ribadisce il suo no e derubrica l'ok del Tesoro, parere tecnico, Moulet, la ratifica arriverà. La prima vera turbolenza, scrive Alessandro Di Matteo, per il governo Meloni arriva sui cieli dell'Unione Europea. La ratifica del MES, il Fondo Salva Stati, sta facendo ballare la maggioranza e per questo la Premier cerca di prendersi tutto il tempo possibile per gestire la vicenda. Il via libera dell'Italia alla fine probabilmente ci sarà, ma a settembre. Del resto il margine per il governo è ristretto. Solo giovedì sera Meloni postava su Twitter la foto del suo incontro con Roberta Metsola, stretta di mano e sorrisi da protocollo che non hanno però impedito alla Presidente del Parlamento di tornare ieri a battere sulla questione. Il MES, ha spiegato al forum dell'ANSA, è un programma che va a aiutare tutte le imprese, tutti i cittadini d'Europa, inclusi quelli italiani, e soprattutto è un meccanismo che ha bisogno di essere ratificato da tutti i paesi. Il no dell'Italia bloccherebbe tutta l'Unione Europea. Pagare le liquidazioni agli statali, uscita dai 14 miliardi sui conti INPS. La consulta, rinviare il versamento del TFS è contro la Costituzione. Milano alta all'atto di nascita di un figlio con 2 padri, per le madri c'è uno spiraglio. Ieri la prima sentenza che cancella il nome di un genitore, gestazione per altri vietata in Italia, ma per i giudici non è lecito farlo con 2 mamme. Gli avvocati sarà così anche a Padova. Nessuna possibilità per il figlio di 2 papà arcobaleno, così il Tribunale di Milano. In base alla sentenza della Cassazione del dicembre 2022, l'8ª sezione del Tribunale di Milano ha annullato nella parte in cui indicava il nome del genitore intenzionale, oltre a quello biologico, la trascrizione dell'atto di nascita del bambino nato all'estero con gestazione per altri, che è vietata in Italia. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità e per quelle che sono anche magari le previsioni per il weekend. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione e le previsioni per i prossimi giorni, per il weekend? Sì, allora, la situazione è tranquilla. Per noi la notte trascorsa solo con interventi di routine, nulla da particolare da segnalare. Il traffico è veramente scorrevole, essendo un prefestivo e abbastanza scarso in questo momento, non prevediamo particolari picchi di traffico o di mobilità. Per quanto riguarda le note in agenda per il weekend, questo pomeriggio avremo un corteo, questo andrà abbastanza ad impattare sulla viabilità. Alle ore 16:30 i partecipanti si presenteranno in piazza Goldoni, si ammasseranno lì e dovrebbe partire intorno alle 17 questo corteo che percorrerà le vie cittadine, la piazza Goldoni, via Carducci, via Ghega, piazza Libertà, Riva 3 Novembre, via Milano, via Roma, Mazzini, ritornare sulle rive e terminare Riva Traiana. Quindi facendo un giro abbastanza ampio crea abbastanza problemi. Saremo esattamente sul posto, tutto il corteo verrà scortato
oltre che da noi anche dalle altre forze dell'ordine. Faremo le deviazioni e quant'altro è previsto. Per quanto riguarda i lavori di asfaltatura e conseguente segnaletica, sono stati ultimati in via Ghega, piazza Sant'Antonio, invece largo Sonnino ancora un pezzo non è stato asfaltato e fresato, quindi fare attenzione, sono i cartelli di avviso appunto di questo pezzo di asfalto che manca, e naturalmente in queste zone appena asfaltate sono prive di segnaletica orizzontale, quindi fare attenzione a questa mancanza. Per quanto riguarda la sera di oggi e domani ci saranno le deviazioni sulla via Marchesetti per la manifestazione del Trisc, ricordo che oggi sabato e domenica le deviazioni andranno avanti fino alle 1 di notte del giorno dopo, quindi la via Marchesetti è a senso unico da via San Pasquale via dei Mille, quindi chi sale da Marchesetti ha l'obbligo di svolta a destra. E su via dei Mille sono previsti sia la segnaletica mobile che dei mobieri. Per la giornata di domenica non sono previste particolari manifestazioni, quindi prevediamo una viabilità ordinaria. Con questo restituirei la linea. Grazie ancora all'ispettore capo Lionello Schillani. Proseguiamo con la rassegna stampa e sull'ALT del Tribunale di Milano, sull'atto di nascita di un figlio con 2 padri, le parole di Emma Bonino: questa è omofobia di Stato, passano sui corpi delle famiglie. La fondatrice di Più Europa: non è colpa dei sindaci ma del vuoto normativo, una sanatoria, non paragoniamo i bimbi ad abusi edilizi da condonare. I sindaci devono andare avanti, la Costituzione è dalla loro parte. Dice ancora la Bonino, è un atto politico odioso, una volta c'erano i figli del peccato, oggi del reato. Poi ci sono addirittura 33 atti di nascita dal 2017 a oggi impugnati dalla Procura di Padova, dice la Bonino, non 33 pezzi di carta ma 33 bambini, esseri umani. Ecco cosa produce l'omofobia di Stato, dice ancora la Bonino. Questo governo e il ministro Piantedosi passano sopra i corpi e i sentimenti dei bambini e delle loro famiglie per imporre un unico modello di famiglia. Come si fa a sostenere che non c'è la volontà di discriminarli? Andiamo ancora avanti, Forza Italia apre il tesseramento in regione, campagna al via a pochi giorni dalla morte del leader Savino. Il lascito emozionale va consolidato in patrimonio politico. Gazebo e banchetti presenti oggi e domani nelle piazze delle 4 città capoluogo, sempre nel nome e adesso anche nel ricordo di Silvio Berlusconi. Forza Italia avvia il tesseramento in Friuli Venezia Giulia. Gli azzurri lanciano la campagna 2023 organizzando appuntamenti in tutte le province della regione. A Trieste sono stati allestiti i gazebo oggi e domani in Piazza della Borsa tra le 10 e le 18. A Udine sono annunciati i banchetti in piazza 20 settembre, a 2 giorni nella stessa ora. Lauri: alla sinistra serve unità, la lista open non ha più senso. Il cofondatore del movimento invoca un radicale cambio di rotta, il contesto politico è mutato, correre da soli sarebbe un errore. La linea esposta a Palmanova durante l'assemblea regionale della lista, fondatore Giulio Lauri, che dice: l'ampia vittoria della destra alle elezioni politiche, a quelle regionali, e l'elezione di Elly Schlein a segretaria del PD, i cui elettori chiedono a tutto il centro-sinistra radicalità e unità, mutano profondamente il contesto politico nel Paese e in Friuli Venezia Giulia. Nella nuova fase che si sta delineando, chiarisce Lauri, la partecipazione di Open FVG alle elezioni con liste di propri candidati, dice, non ha più senso politico. Insieme Liberi vuole 2 seggi, 4 pilastri del ricorso. Mercoledì l'udienza davanti al TAR regionale, oggi una conferenza stampa anche a Trieste. Andiamo ancora avanti con la rassegna stampa. Esami inappropriati ed degenze lunghe tra i punti deboli della sanità regionale. I risultati del monitoraggio dell'Istituto Superiore Sant'Anna: promosse l'assistenza domiciliare e la copertura vaccinale. Le vaccinazioni pediatriche sono in sostanziale tenuta, i pronto soccorsi invece in sofferenza. Sanità:
a luci e ombre in Friuli Venezia Giulia, da un lato i pronto soccorso in sofferenza, l'inappropriatezza di TAC, risonanze magnetiche e degenze più lunghe rispetto alla media nazionale e tempi della presa in carico dei pazienti oncologici superiori ai 30 giorni canonici, dall'altro i conti in ordine e la capacità per il governo della domanda e le strategie per il controllo del dolore quasi al massimo livello. Anche l'assistenza domiciliare non va malissimo, siamo in fascia gialla. Sul fronte sanitario però si innesta il problema dello stop alle assunzioni imposto ad Asugi, l'azienda sanitaria di Trieste e Gorizia, dalla direzione regionale. Ed ecco che i sindacati sono insorti in particolare per la vicenda collegata come primo effetto ai 70 OS che hanno il contratto in scadenza a fine mese. Che sono 70 operatori che sono stati assunti nel periodo Covid, per cui passano da eroi a disoccupati. E questo è il destino, secondo Fabio Potocnik della FIALS, dei 70 OS a tempo determinato che dal 1 luglio rischiano di rimanere senza lavoro dopo la notizia dello stop alle assunzioni imposto all'azienda sanitaria Giuliano-Isontina dalla direzione centrale. Visto lo sforamento del limite di spesa sul personale, spiegano CGIL, CISL e FIALS, Asugi di fatto è stata commissariata e non può assumere, prorogare o stabilizzare nessun operatore se non autorizzata dalla Regione. Come CGIL, CISL e FIALS abbiamo indetto subito lo stato di agitazione perché siamo venuti a conoscenza di un documento che la Regione ha inviato alle Asugi dove nella sostanza dice non hai il bilancio in ordine per cui non puoi né assumere né prorogare i contratti né stabilizzare le persone che attualmente lavorano in Asugi. E noi abbiamo chiesto già da un mese all'azienda di capire quello che succederà con i contratti di quasi 70 OS che scadono al 30 di giugno, l'azienda non ci aveva dato ancora conferma di questo e siamo venuti a conoscenza di questa impossibilità di dare le proroghe ai contratti. Come effetto dunque c'è l'impossibilità ad esempio di utilizzare le graduatorie regionali di OS e infermieri. Al pronto soccorso di Cattinara sono ben 7 gli OS che dal 1 luglio non garantiranno più la loro attività assistenziale e in alcuni reparti già oggi c'è un solo OS per turno. Da qui l'appello delle forze sindacali al Presidente della Regione. Questo ci sta preoccupando e se l'azienda non è in grado di garantire l'assunzione chiediamo alla Regione un intervento immediato perché oltre alle difficoltà che incontreranno i colleghi che verranno licenziati, la grande difficoltà sarà nel garantire l'assistenza ai cittadini che già oggi nelle corsie, nelle strutture, nei reparti c'è una grande difficoltà a fornire un'adeguata assistenza e immaginiamo che con 70 OS in meno possiamo immaginare quello che potrà accadere. Assunzioni bloccate in Asugi, dossier sul tavolo di Riccardi, allo stato di agitazione proclamato da CGIL, CISL e FIALS si aggiunge la minaccia di sciopero di UIL e Nursind. Il fronte sindacale si muove separato, ma sul mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza in Asugi a fine giugno la reazione è comune. Il caso è esploso dopo che una nota firmata dalla direttrice centrale della salute Gianna Zammaro ha disposto il divieto di procedere a nuove assunzioni, comprese le proroghe dei rapporti di lavoro flessibile in corso. Il motivo? Lo sforamento dei vincoli di spesa fissati dalla Giunta Fedriga e le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale nel 2023. Quello di Asugi, scrive Zammaro, nel primo rendiconto infraannuale è un trend in netto peggioramento dal punto di vista della spesa e dunque stop ai nuovi contratti con rischio immediato, secondo fonte sindacale, per 69 operatori sociosanitari, i famosi 70 OS di cui parlava poco fa Potocnik. L'azienda del resto non potrà che eseguire, Asugi applica quello che la Regione dice, si è limitato a osservare il direttore sanitario Andrea Longanese e lo stesso direttore generale Antonio Poggiana. Ci sarà invece un incontro anche con l'assessore Riccardi a breve per capire il da farsi, per capire se la Regione potrà sbloccare il vincolo aumentando i margini di spesa della stessa azienda sanitaria. Andiamo a sentire la risposta del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, data ieri sera proprio su questo fronte, su quello sanitario che preoccupa particolarmente
le categorie. Sentiamo le parole del Presidente Fedriga. Presto l'assessore Riccardi farà l'incontro, è stato proprio oggi. Noi dobbiamo cercare ovviamente di raggiungere un sistema che dia le migliori risposte possibili ai cittadini, questo è il nostro obiettivo. A breve un incontro tra la Regione e i sindacati per parlare della situazione di quei 70 operatori sanitari che rischiano di non vedersi prorogato il contratto a causa del blocco delle assunzioni imposto all'azienda sanitaria. CGIL, CISL e FIALS hanno chiesto un incontro con Regione e Prefettura proprio per trovare una soluzione in tal senso. Più in generale Fedriga ha poi spiegato come la Regione tramite l'assestamento di bilancio stia investendo nella sanità anche per rendere il settore più attrattivo per chi lavora in Friuli Venezia Giulia. Come sarà evidente dall'assestamento, metteremo ulteriori importanti milioni di euro nella sanità, quindi per quanto ci riguarda non c'è una volontà di ridurre le disponibilità finanziarie della sanità, anzi, però ovviamente dobbiamo far sì che tutte le risorse investite comportino i migliori servizi possibili ai cittadini. Infine una risposta all'appello del Comitato Nuovo Via che chiama in causa il Presidente Fedriga per rivedere la destinazione dei soldi del PNRR e portare avanti una proposta alternativa alla cabinovia. E dopodiché il mantenimento dei soldi con una storia diversa non lo decide né la Regione né il Comune, né lo Stato. Lo decide l'Europa, perché quelle sono state il progetto e le proceduralità mandate oltretutto da altri governi all'Europa stessa. Quindi bisogna utilizzare sempre un principio di realismo quando si fanno delle ipotesi, dopodiché si può chiedere tutto, è legittimo, dopodiché la risposta però non può e non ha le competenze la Regione per darle, né il Comune né il Governo nazionale. Allora io se possibile mi fermerei un attimo per la pubblicità e tornerei tra poco con il resto della rassegna stampa, dei servizi, degli approfondimenti dedicati. Poi vi ricordo alle ore 8 con noi Antonella Grimm di Italia Viva, alle ore 9 invece Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. A tra poco. Proseguiamo ancora con la rassegna stampa dal quotidiano Il Piccolo. La manovra estiva della Regione cresce e arriva a quota 835 milioni, fondi per le liste d'attesa. Approvato in giunta un ulteriore assestamento di bilancio del valore di 183 milioni, 10 milioni per accorciare i tempi degli esami, spazio anche a difesa del suolo e fotovoltaico. Agroalimentare, via libera in giunta ieri anche al bando dei 90.000 euro per sostenere le piccole produzioni locali a base di carne. L'obiettivo, spiega l'assessore alle risorse agroalimentari Zannier, è dare un contributo sia alle imprese in attività che hanno già validato il loro processo produttivo, sia alle eventuali nuove imprese. Patto tra regioni, disco verde della proposta presentata dall'assessore Bini del nuovo schema di convenzione dell'accordo tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e provincia di Trento per l'internalizzazione del sistema del nord-est. Andiamo ancora avanti, Titan, un abisso di errori, il sommergibile è imploso a 1,5 km di profondità. Fatali le falle nel design e i materiali di costruzione. La Marina statunitense sapeva della tragedia fin da domenica. James Cameron, che è stato il regista del film Titanic, dice: non avevo dubbi, sapevo che il Titan si trovava sotto l'ultima posizione conosciuta, questa tragedia era evitabile. Come è successo ai tempi del Titanic, gli avvertimenti sono rimasti sempre inascoltati, troppa fiducia è stata fatale. La sfida estrema spesso è ossessione, non ne sono attratti solo i super ricchi, dice Alex Bellini, esploratore e attivista, si rischia per cercare di stupirci. Controffensiva in stallo, l'allarme di Washington, le forze ucraine male su tutti i fronti, Obama fa infuriare Kiev, nel 2014 la Crimea voleva la Russia. In Crimea c'era una certa simpatia per Vladimir Putin, ecco perché non ci fu un'invasione armata. Se per il signor Obama l'annessione della Crimea era legale, non dobbiamo stupirci della guerra oggi, dice il consigliere di Zelensky.
Crisi del Kosovo, arrestato un altro serbo dopo il vertice a Bruxelles convocato dall'alto rappresentante della politica estera Borrell. Operazione di polizia a distanza di poche ore dalle aperture del premier Kurti sul ritorno alle urne, intesa ancora lontana. Slovenia, la svolta green passa per il fotovoltaico con incentivi dello Stato. Inaugurata a Brežice la più grande centrale solare del paese che sfrutta la produzione di energia del vicino impianto idroelettrico. Il governo stanzia 150 milioni per la realizzazione di nuovi pannelli. Solarizzeremo la Slovenia, così il premier Golob aveva sintetizzato la svolta green del suo governo annunciando impianti fotovoltaici addirittura lungo le autostrade. Per ora non si è giunto a questi estremi, ma qualcosa si sta muovendo. A Brežice, cittadina a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Krško, accanto alla centrale idroelettrica, è stata aperta la più grande centrale solare del paese. Con la sua produzione annua l'impianto fotovoltaico soddisferà il fabbisogno di circa 1800 famiglie. Il Ministero dell'Agricoltura scende in campo e salva mamma orsa e 2 cuccioli sull'isola di Veglia, stoppata l'iniziativa dei cacciatori pronti ad abbattere i 3 plantigradi, ricordato lo status di specie protetta riconosciuto in Croazia dal 2013. Le società venatorie pronte a uccidere gli animali perché pericolosi per i turisti, è arrivato il no da parte del Ministero dell'Agricoltura. Dai fuochi ai canti tradizionali, a Dignano va in scena il folklore, inaugurata la 32esima edizione del festival che vede collegate in una rete di collaborazioni 30 città del mondo. Nasce a Gorizia il Club Europeo delle Città Gemelle Transfrontaliere. L'obiettivo è fare lobby per portare a Bruxelles istanze condivise. Petizione, siamo la scintilla per accendere un grande falò. L'assessore Anzil, il confine diventa un'opportunità. Il Presidente del Consiglio Bordini è soltanto l'inizio di un percorso e ancora l'ambasciatore Prica, ampliare ai Balcani occidentali. Il capoluogo isontino con la gemella Nova Gorica sono il simbolo di una realtà più ampia. C'è chi le chiama città trasfrontaliere, chi preferisce chiamarle città gemelle o chi città doppie, ma c'è anche chi in negativo le chiama città divise. Questo è un po' il punto dell'articolo di Stefano Bizzi relativamente agli altri esempi analoghi. Università, agli studenti Erasmus arrivati a Trieste, proposto il Gelato Tour, in campo la solidarietà, promossa una singolare iniziativa, un viaggio tra i gelatai artigianali con incasso devoluto al centro di adolescenti di Asugi. Tutto ha funzionato come da copione con la visita a 4 gelaterie triestine e con l'elezione di un vincitore finale. Focus Nord-Est per Unicredit, oltre 1 miliardo per famiglie e piccole e medie imprese, crescono impieghi e nuove erogazioni in Friuli Venezia Giulia. Francesco Iannella, il programma ci sono nuove assunzioni. In Friuli Venezia Giulia imprese resilienti e innovative, mix vincente quello tra manifattura e turismo per una regione che insieme al Nord-Est è un'area trainante per l'economia del paese, a dirlo Francesco Iannella, Regional Manager Nord-Est di Unicredit, confermando la volontà della banca di sostenere il territorio. Oltre 1 miliardo dei 10 complessivi messi a disposizione di Unicredit con il piano per l'Italia sono destinati al Nord-Est. Il Friuli Venezia Giulia è una delle aree più vivaci e dinamiche del paese, insieme al Nord-Est ha un ruolo di traino dell'economia. Abbiamo ristrutturato già 33 delle 60 filiali operative, altre 10 verranno completate nel 2023. Domori rilancia con il gelato, crescita del 2023 dell'8-9%. Polo del Gusto Illy, nuovo prodotto per la società presieduta da Gianluca Franzoni, imitato da molti il nostro modello basato sulla valorizzazione della biodiversità. Domori fa rotta sul gelato, l'azienda torinese che fa parte del Polo del Gusto
che racchiude i business della famiglia Illy esterni al caffè, ha lanciato il Gelato Libre, progetto ideato da Gianluca Franzoni, fondatore della società, insomma, con una, diciamo così, caratteristica di non avere né latte né uova, che utilizza cioccolato, frutta secca in un'innovativa lavorazione a base di acqua. Il Polo del Gusto lo scorso esercizio ha chiuso a 27.900.000 euro, il 6% in più dell'anno precedente. Andiamo anche alle pagine di cronaca locale di Trieste, eccoci qua, con in primo piano la questione dei panificatori, il ritorno dei panifici, imprese in crescita sulla scia del turismo. Eva Confartigianato, il consumatore sta riscoprendo il vero pane, il traino del caffè Sacher, boom di vendite della torta austriaca in tutti i negozi, quindi come dire l'effetto della polemica poi si è riverberato sulle torte anche degli artigiani triestini che evidentemente vanno a ruba. Edvido Ierian dice, il presidente onorario della Federazione Italiana Panificatori, a fronte di aumenti spropositati delle bollette della materia prima, per mantenere un equilibrio abbiamo ridotto i margini. Turni da 5 giorni, dice Paolo Fontanot, alla guida del Pane Quotidiano, per portare avanti le sue imprese e gestire 10 punti vendita si avvale di 100 dipendenti. La ricerca di personale è sempre più difficile, così come azienda stiamo cercando di impostare i turni su 5 giornate, così da garantire 2 giorni di riposo e rendere il lavoro più attraente. Rico Eva, direttore di Confartigianato, che dice il prodotto della grande distribuzione è un'altra cosa, ma il mercato consente ai due tipi di offerta di convivere. Nel 1970, scrive Laura Tonero, la provincia di Trieste contava 172 panifici. Oggi se ne rilevano 53, per un totale di circa un'ottantina di forni, con aziende proprietarie di più di un forno e oltre un centinaio di punti vendita. Ma il dato in crescita, con 5 imprese in più rispetto al 2018 e 3 rispetto al 2020. Ligio, il PEC de Servola, custode della tradizione nata dalle pancogole, il forno di via Soncini, fondato nel 1953 dal sardo Giovanni Maria Sanna, è retto ancora oggi da suo figlio Eligio, 86enne, e dal nipote Michele. Proprio in questi giorni l'attività festeggia il 70° anniversario, un traguardo che chi vive e abita in zona vive come una conquista. La panetteria Sanna di Servola ha appunto festeggiato i 70 anni di attività. Era il 1921 quando dalla Sardegna Giovanni Maria Sanna arrivò a Trieste, allora aveva 14 anni, cercava lavoro e trovò il suo primo impiego come garzone in uno dei tanti forni allora attivi a Servola, un rione che insomma con le cosiddette pancogole è un po' rappresentativo della tradizione del pane made in Trieste. In nuovo via, Fedriga dirotti fondi PNRR verso altre opere. Andiamo a sentire l'intervista con William Starz e il servizio del nostro telegiornale di ieri. Adesso arriva. E un invito, appello al Presidente Fedriga, che grazie al consenso che ha ottenuto nelle ultime elezioni e all'autorevolezza che ha a livello nazionale, perché fare il Presidente delle conferenze delle regioni è un grande onore, penso un grande merito. Noi auspichiamo un suo intervento, visto che il PNR è in discussione a livello nazionale e a livello europeo per rivederlo, al fine di non perdere i soldi, perché secondo noi i soldi saranno persi, che porti avanti una proposta alternativa sulla quale
di sicuro avrà l'appoggio da parte della città, sapendo che l'ambiente non è di una parte ma riguarda tutta la città. E questo l'appello lanciato dal Comitato Nuovo Via al presidente della regione Massimiliano Fedriga per voce di William Starz. L'occasione è un nuovo appuntamento con la stampa in cui sono state illustrate alcune posizioni emerse nel corso dell'ultima conferenza dei servizi istruttoria in cui il Comune di Trieste ha presentato gli approfondimenti voluti dalla regione per la richiesta di deroga al vincolo Natura 2000 che insiste sul Bosco del Bovedo, attraverso cui dovrebbe passare l'impianto a fune. Emergono alcune posizioni della Regione che chiedono ancora precisazioni in merito ai calcoli, agli effetti sulla CO2, al discorso del traffico, come è stato stimato, no? E come verrà limitato. Poi ci sono posizioni come quelli della sanità della SUGI che dice che ci sarebbe voluto un'analisi epidemiologica per capire gli effetti reali sui benefici della salute. Poi un'ulteriore posizione emersa nell'incontro che riguarda l'aspetto prettamente ambientale. C'è il servizio di biodiversità che in attesa del procedimento di VINCA, la valutazione di incidenza ambientale, dice è assodato che la cabinovia fa un danno all'ambiente. Queste le parole dunque di Starz del Comitato No Ovovia relativamente al progetto della cabinovia Mare Carso. Passa per Trieste la campagna nazionale sul salario minimo, l'iniziativa di una serie di forze di sinistra, una cifra precisa, almeno 10 euro lordi l'ora, secondo l'Unione Popolare questa la soglia minima a cui dovrebbe ammontare una giusta retribuzione. Per ottenere l'introduzione relativa il coordinamento ha lanciato una campagna di raccolta firme su scala nazionale. E poi ancora, nuova palestra all'ex Pavana, San Giacomo spunta il piano B degli oppositori, l'iniziativa appunto, se non si aprirà una trattativa entro settembre, la nuova palestra verrà realizzata sulle nostre teste, noi non lo vogliamo, dice Matteo Antonante e Alessandra Vecchiet. Per questo motivo abbiamo redatto un progetto di rigenerazione urbana focalizzato sui bisogni collettivi del Paese. La pianificazione degli spazi urbani, dicono, deve concentrarsi sulle necessità degli abitanti del rione anziché sugli interessi di soggetti imprenditoriali che, come in altre zone della città, mirano a sfruttare gli spazi comunali in ragione dei propri profitti. Matteoni: con i nuovi incarichi a Roma non potevo più dedicare il 100% alla Giunta dopo l'operazione che ha visto il rimpasto, ovvero l'uscita della stessa Matteoni e l'ingresso in Giunta della De Gavardo. La deputata di Fratelli d'Italia, orgogliosa di quanto fatto in 2 anni, continuerò anche in Parlamento l'impegno per Trieste. Andiamo a sentire il sindaco di Piazza proprio sul rimpasto nella sua Giunta. C'è stato questo avvicendamento, no? L'annuncio di questo avvicendamento in Giunta, l'onorevole Matteoni lascia, entra la De Gavardo, quindi sempre un esponente di Fratelli d'Italia, ma si girano le deleghe nel senso che la De Gavardo andrà in realtà alla sicurezza. Allora, innanzitutto ringraziamo la Nicole Matteoni per il lavoro che ha fatto in questi mesi straordinario, per cui la ringrazio anche a nome della città. Dopo naturalmente lei ha avuto molti incarichi a Roma, siccome è una persona molto attiva, e allora a questo punto rimane consigliera comunale, però non può portare avanti il discorso dell'assessorato. Allora arriva la De Gavardo che prende il posto di Maurizio De Blasio e De Blasio prende il posto della Matteoni. Quindi diciamo un cambio che porta De Blasio all'educazione e la De Gavardo che per la prima volta diventa assessore invece con deleghe alla sicurezza. Esatto, proprio così come hai detto tu. Ecco, Sindaco, cosa significa per la sua Giunta anche questo avvicendamento? No, ti dicevo che la Nicole ormai è talmente piena di incarichi romani che non poteva fare l'assessore, eccetera. Allora abbiamo parlato e mi ha detto che deve rinunciare a un incarico ed è questo perché, ripeto, è molto impegnata a Roma, ha avuto degli incarichi veramente molto importanti a Roma. Proseguiamo ancora con la nostra rassegna stampa, con le altre notizie. Incendio al pub Il Grande Buffo, palazzo evacuato per precauzione. Andiamo a sentire il servizio del nostro Gianluca Paladin dal telegiornale di ieri.
Locali in fiamme e inquilini dello stabile sfollati per permettere le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'area. Brutto risveglio per i residenti del palazzo di Viale 20 Settembre, quando alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Trieste sono dovuti intervenire per un incendio divampato nel locale Grande Buffo. I pompieri hanno dovuto forzare una finestra della corte interna per entrare. Dopo aver indossato le maschere antigas e tutti i dispositivi di protezione, gli operatori sono arrivati nella cucina del pub, dove hanno immediatamente localizzato le fiamme e iniziato le operazioni di spegnimento. Per motivi di sicurezza tutti gli inquilini del palazzo sono stati temporaneamente evacuati per evitare il rischio di intossicazioni. Oggi pomeriggio, camminando in viale nei pressi del pub, l'odore acre lasciato dall'incendio era ancora molto forte. Varcando l'ingresso dello stabile, lo scenario che si apre dinanzi agli occhi è questo: pareti annerite, grondaie distrutte, puzza in tutto il palazzo e nella corte interna, da dove i pompieri sono entrati. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza e areazione delle stanze del pub. Rientrato il pericolo, gli abitanti dello stabile hanno potuto far rientro alle proprie abitazioni. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri. E dunque proseguiamo con le altre notizie. Ieri via Dalviano stroncato da un malore in strada. Ieri mattina un 70enne è stato trovato morto in via Dalviano. Il corpo passanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto 118 e polizia. L'uomo sarebbe stato colto da malore. Occhio ai divieti a Servola per la parata di domani. Per consentire lo svolgimento della parata di Servola nell'ambito di Trieste Estate, domani è prevista una serie di divieti di transito dalle 18 alle 19 attorno al percorso, che si snoderà all'ingresso inferiore dell'ex cinema di via Soncini sino al giardino Antollovic di via Carpineto. Poi ancora la Guardia di Finanza celebra i 249 anni dalla fondazione. Il nostro Gianluca Paladin ieri ha realizzato un servizio in cui, sentendo il comandante della finanza provinciale, ha fatto un po' il punto su quelle che sono le principali azioni operative delle Fiamme Gialle sul nostro territorio, con il generale di divisione Avitabile. Andiamo a vedere il servizio del nostro Gianluca. Tutta la Guardia di Finanza è attentissima, collaboriamo con i soggetti attuatori, siamo disponibili a ricevere segnalazioni e attivazioni per lo sviluppo di attività di controllo. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per garantire un livello di vigilanza che faccia sì che le risorse vadano dove devono andare, non in mani sbagliate. Fondi del PNRR, osservati speciali, ma anche traffico di droga in entrata e in uscita dal paese, così come altri traffici illeciti e lotta all'evasione fiscale. La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha illustrato il bilancio della propria attività dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023. 36.000 gli interventi ispettivi eseguiti, 23 milioni di euro di beni sequestrati in materia di evasione e frodi fiscali, 5 tonnellate di sostanze stupefacenti rintracciate, confische per quasi 2 milioni e mezzo di euro ai danni della criminalità organizzata. Questi alcuni dati illustrati durante il 249esimo anniversario di fondazione del Corpo, occasione in cui sono stati premiati anche alcuni finanzieri per meriti ottenuti in servizio. Noi abbiamo individuato 289 evasori totali quest'anno. Abbiamo sequestrato oltre 23 milioni di euro di patrimoni di evasori. Nel settore della tutela della spesa pubblica abbiamo contestato indebite percezioni di contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro. Per quanto concerne l'impatto della criminalità organizzata di stampo mafioso, il Friuli Venezia Giulia al momento è da considerarsi regione sicura. Questo non significa che non si debba vigilare e la Guardia di Finanza lo fa, cercando di esercitare un pattugliamento del territorio economico, cercando di intercettare le modificazioni che avvengono negli assetti societari piuttosto che nelle proprietà delle aziende, in maniera tale da individuare possibili segnali di anomalia su cui fare ulteriori approfondimenti. Infine il contrasto al traffico di droga e merci importate o esportate illegalmente. Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti, è una delle regioni più virtuose in Italia, però essendo un territorio di passaggio è esposta a traffici illeciti non solo di sostanze stupefacenti ma di contrabbando di tabacchi, di oro, come è successo qualche giorno fa a Gorizia, di merce contraffatta.
Seguiamo ancora con la rassegna stampa, un manuale per velocizzare il processo civile telematico, il Vademecum illustrato a Foro Ulpiano, frutto del lavoro di 1 anno e mezzo che ha coinvolto magistrati, avvocati e personale amministrativo. Andiamo poi anche ad altre notizie, dagli esordi a Seul 88, Giovanni il campione del remo che sgarrava a suon di caffè proibiti. Eccolo qua Giovanni Micoli, la parabola sportiva dell'ex canottiere attraverso il rapporto con quei neri senza latte dei quali tuttavia non si poteva abusare. Muggia mi ha umiliata, scoppia il caso Steffè Bussani, la polemica personale fra la componente della giunta Polidori e il consigliere Dem. L'assessore ha detto in aula che sono inadatta poiché dislessica, la replica falso e semplicemente incompetente. Dice l'assessore in carica nella giunta Polidori, sono allibita dal suo comportamento, è reiterato nel tempo e poi lui è legato a una parte politica che esalta l'inclusività. Francesco Bussani, consigliere comunale, fu sfidante di Polidori alle ultime elezioni, si sta usando questo pretesto per spostare l'attenzione della sua inadeguatezza che non deriva certo da quel motivo. Torniamo in studio così andiamo anche alle pagine sportive del quotidiano Il Piccolo. Si parte con il canottaggio azzurro sempre più triestino, una spedizione bussa al mondiale Under 23. 11 atleti della regione, di cui 7 del Saturnia, al raduno altre 5 convocazioni Under 19. Barbo, qui si lavora bene, parlando appunto del Saturnia. Piero Codia è terzo al Sette Colli, sfiorato il tempo per Fukuoka, bisogna cambiare marcia, dice. E poi ancora sul fronte triestina, multe al club per vizi di forma nel passaggio di proprietà. Nel pezzo di Antonello Rodio si legge: sono giorni decisivi per la vendita della Triestina che è ancora avvolta dal mistero, ma intanto sono arrivate multe e inibizioni per la società La Bardata e per i protagonisti del passaggio societario dello scorso anno, viziato da alcune irregolarità. Si tratta di errori formali per i quali sono arrivate le seguenti sanzioni: 15 giorni di inibizione, 3.000 euro di ammenda per il presidente Giacomini, 1 mese di inibizione per Ettore Dore e per Antonino Maira. Inoltre ci sono anche 2.500 euro di ammenda per la società Rossa La Bardata. Intanto è tramontata l'ipotesi di Giorgio Gorgone sulla panchina della Triestina. L'ex Alabardato, che aveva sul piatto molte offerte da esaminare, è diventato il nuovo allenatore della Lucchese. Sarà la prima volta da titolare di una prima squadra per Gorgone, che dopo aver ricoperto il ruolo di vice di Stellone a Frosinone, Bari e Palermo, Ascoli e Arezzo, ha guidato la primavera del Frosinone con ottimi risultati. Fronte giocatori, raffreddata la pista che portava l'ex portiere Davide Mastrantonio verso Trento, e poi chiaramente tutta una serie di altre notizie, ma come dire, finché non si capisce se la Triestina resta in mano ai Giacomini o meno, e poi di conseguenza le mosse su DG e allenatore, insomma è ancora un po' difficile parlare di tutto il resto. Imbarazzo UEFA, il governo europeo del calcio corre ai ripari, VAR dai quarti dopo gli errori e i danni dell'Italia, ma niente goal line technology. Gravina della FIGC interverrà sul tema mercoledì a Nyon. Ceccarelli rivince e non è più una sorpresa, se ce l'ho fatta io può farcela chiunque. Europea squadre, Italia al comando con 4 successi dopo il primo giorno di gara. Lo stupore lascia il posto in una disarmante solidità legata al nome di Samuele Ceccarelli. Il velocista vince i 100 metri dell'Europea squadre, manifestazione in cui l'Italia vuole arrivare prima. Olimpia campione d'Italia, gara 7 vinta ieri con la Virtus Bologna per 67-55, scudetto quindi anche per Stefano Tonut, che sale a quota 3 tricolori dopo i 2 conquistati con Venezia, il giocatore cresciuto della pallacanestro Trieste, poi approdato a Venezia e poi a Milano. Arcieri Legovic, firmata grigia tra le voci la pista Repesa, si profila quindi la possibilità che sia Repesa e non
Marko Velegovic, il prossimo allenatore della pallacanestro Trieste. Vedremo quello che succederà all'arrivo di Arcieri a Trieste. Intanto sul fronte cestistico la bella iniziativa, il cuore di hashtag Io tifo Sveva porta gli over al bronzo europeo, la selezione master ha sulle maglie il simbolo dell'associazione intitolata La piccola tifosa, l'iniziativa voluta da Federica e Stefano Zudetic. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, tra poco saremo in diretta con Antonella Grimm di Italia Viva. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi Antonella Grimm di Italia Viva, buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie a Tele4 per l'invito. Allora, volevo iniziare sul fronte sanità, perché c'è una situazione insomma, come noto complicata, che è esplosa con questo tema dello stop alle assunzioni di Asugi imposto dalla Direzione Generale Sanità, perché si sono sforati i parametri di spesa. Questo però ha dei reverberi immediati su 70 posizioni, su 70 persone, 70 OSS in particolare, che hanno il contratto in scadenza proprio adesso tra pochissimo. Sentiamo le parole di Fabio Potocnik della FIALS, che spiega il perché sia una situazione grave in generale, ma in particolare per questo problema contingente. Ricordiamo che sono 70 operatori che sono stati assunti nel periodo Covid, per cui passano da eroi a disoccupati. E questo è il destino, secondo Fabio Potocnik della FIALS, dei 70 OSS a tempo determinato che dal 1 luglio rischiano di rimanere senza lavoro dopo la notizia dello stop alle assunzioni imposto all'azienda sanitaria Giuliano Isontina dalla direzione centrale. Visto lo sforamento del limite di spesa sul personale, spiegano CGIL, CISL e FIALS, Asugi di fatto è stata commissariata e non può assumere, prorogare o stabilizzare nessun operatore se non autorizzata dalla Regione. Come CGIL, CISL e FIALS abbiamo indetto subito lo stato di agitazione, perché siamo venuti a conoscenza di un documento che la Regione ha inviato alle Asugi, dove nella sostanza dice non hai il bilancio in ordine, per cui non puoi né assumere né prorogare i contratti né stabilizzare le persone che attualmente lavorano in Asugi. E noi abbiamo chiesto già da un mese all'azienda di capire quello che succederà con i contratti di quasi 70 OSS che scadono al 30 di giugno, l'azienda non ci aveva dato ancora conferma di questo e siamo venuti a conoscenza di questa impossibilità di dare le proroghe ai contratti. Come effetto dunque c'è l'impossibilità ad esempio di utilizzare le graduatorie regionali di OSS e infermieri. Al pronto soccorso di Cattinara sono ben 7 gli OSS che dal 1 luglio non garantiranno più la loro attività assistenziale e in alcuni reparti già oggi c'è un solo OSS per turno. Da qui l'appello delle forze sindacali al Presidente della Regione. Questo ci sta preoccupando e se l'azienda non è in grado di garantire l'assunzione chiediamo alla Regione un intervento immediato, perché oltre alle difficoltà che incontreranno i colleghi che verranno licenziati, la grande difficoltà sarà nel garantire l'assistenza ai cittadini che già oggi nelle corsie, nelle strutture, nei reparti c'è una grande difficoltà a fornire un'adeguata assistenza e immaginiamo che con 70 OSS in meno possiamo immaginare quello che potrà accadere. Allora, questa è la situazione contingente, poi chiaramente c'è il quadro generale, sia conseguente allo stop alle assunzioni che alle situazioni, le criticità che conosciamo, liste d'attesa e quant'altro. Allora, assolutamente mi associo all'appello dei sindacati di agire, e all'appello fatto nei confronti del Presidente della Regione, di agire affinché la soluzione contingente, il problema dell'impossibilità di continuare a avere queste 70 unità di OSS venga assolutamente risolto. Da un lato perché dobbiamo tutelare i livelli occupazionali in un periodo poi così complesso e complicato per tutti noi, non possiamo pensare che 70 persone tout court che finora hanno prestato servizio, tra l'altro in uno dei periodi più drammatici per il sistema sanitario, Covid, post-Covid della nostra vita, dal 1 luglio si trovino senza lavoro, d'altro canto perché sono un tassello fondamentale, come è emerso già dal vostro servizio, per continuare ad erogare servizi di qualità a tutta la cittadinanza e per quindi supportare
il restante personale di ruolo nel poter dare servizi di qualità. È evidente però che dovrebbe essere anche aperta una riflessione più ampia, perché in questi anni è emerso con forza che la criticità rispetto al servizio sanitario regionale è la criticità principale che l'amministrazione regionale deve risolvere, in conseguenza anche di un periodo così fuori dagli schemi. Questo io sono intellettualmente onesta, come quello di dover affrontare una pandemia. Stiamo ancora pagando le conseguenze, basta pensare al dramma delle liste di attesa, ma non possiamo lasciare appunto le persone a non riuscire più a svolgere le attività di prevenzione sulla salute, per esempio. Non possiamo lasciare i reparti nelle difficoltà che emergono giorno dopo giorno, e quindi è chiaro che mettersi a un tavolo opposizioni, maggioranza e opposizioni a livello regionale per provare a costruire delle exit strategy di medio-lungo periodo, chiaramente accanto a delle soluzioni tampone immediate, credo che sia il percorso doveroso, e credo che un'apertura in tal senso dal Presidente della Regione, mi pare in questo senso l'intervista che ho sentito al vostro notiziario ieri sera, si cominci a pensare che questa possa essere la strada corretta, perché credo che la sanità sia un tema dove anche le competenze di tutti i consiglieri regionali, anche quelli delle opposizioni, vadano spese e messe sul tavolo per arrivare al risultato migliore. In questo quadro, se volete ne parliamo dopo, c'è anche la questione MES, che ancora di più io trovo dirimente. E un'ultima cosa, i limiti assunzionali in sanità, ecco, questa non è una questione che può essere risolta a livello, solo a livello regionale, credo, anche se noi siamo autonomi rispetto alla sanità, credo che ci sia una compenetrazione di competenze, di norme anche a livello statale, anche di necessità di trovare professionalità e competenze che rispetto a scelte pluriennali degli anni precedenti, rispetto alle specialità per esempio, ci hanno messo in grande difficoltà rispetto ad alcuni fabbisogni specifici. Ecco, anche qui un tavolo nazionale per rimettere veramente in ordine questo comparto, anche rispetto a quali sono veramente i bisogni di specializzazioni, quali sono veramente i fabbisogni regione per regione, anche se il Friuli Venezia Giulia ha amplissimi margini di autonomia che dovrebbe forse usare, anzi che sicuramente dovrebbe usare ancora di più. Anche questo cerchiamo di mettere in campo questi ragionamenti ora, perché siamo veramente arrivati probabilmente al limite della sostenibilità. Ecco, si parlava di MES, lei diceva ancora più decisivo, in che senso come tema? Allora, non accedere al MES, io la mia forza politica, ma insomma è da anni che abbiamo sempre evidenziato la necessità di accedere a questa forma di prestito, perché da un punto di vista del peso economico sulla finanza sarebbe davvero quasi nullo, anzi viene considerato dai mercati finanziari un elemento di stabilità del Paese. Quindi almeno, ecco, credo che l'intervista di Massimiliano Fedriga che ho letto ieri sul nostro quotidiano locale, dove perlomeno dice arriviamo alla ratifica, sarebbe un elemento almeno di stabilizzazione e di fiducia che il Paese dà a livello anche di mercati, a livello di stabilità complessiva. Io credo che però poi bisognerebbe anche attivarlo il MES, perché è uno strumento veramente che a fronte di conseguenze bassissime rispetto alla stabilità dei nostri bilanci, può dare veramente un ingente contributo economico proprio a un comparto, quello sanitario, che è assolutamente fondamentale. Non a caso il parere del MEF, non di Antonella Grim, ma come dire, del Ministero a cui a capo siede il Ministro Giorgetti, che dà assolutamente parere positivo rispetto all'utilizzo del MES. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno, è molto interessante il problema sempre della sanità. Io voglio semplicemente dire una cosa: intanto a me non interessano i colori, cioè a me interessa quello che uno fa, e vedo che questo governo, quello che si tratta in sanità, non si muove, perché evidentemente non gliene frega niente, perché siamo già divisi praticamente in reparti di popolazione A, reparto di popolazione B, se non Z addirittura. Però sinceramente
Questo è un'azienda e un'azienda alla fine dell'anno deve avere un bilancio praticamente a pareggio. Con la pandemia è stato tutto disgregato, però in tanti anni comunque anche la nostra regione, a prescindere da quello che è stato fatto prima o dopo, a me non interessa. Io penso che la politica dovrebbe essere tanto intelligente di sedersi a un tavolo e di chiarirsi e di fare delle cose insieme, soprattutto per quello che si tratta della salute. Perché io mi ricordo quando ero piccola, praticamente se tu lavoravi ti potevi anche curare, ma se non lavoravi tu non avevi nessun diritto ad arrivare in ospedale o a curarti. E allora oggi noi con questa sanità curiamo tutti, anche chi è un evasore fiscale, perché a questo punto allora tu devi andare a controllare Stato se quello paga le tasse, perché sembra che gli evasori fiscali sono quelli che hanno di più, sono i più furbi, perché è quello che sta venendo fuori da questa politica, da quello che vedo io. Allora io mi sento a pagare un pizzo allo Stato, io pago il pizzo, ma io non posso nascondere assolutamente niente. Ho una busta paga, ho una pensione, e allora come la mettiamo? Io penso che bisogna prevenire queste cose, e se sono stati fatti degli errori tempo addietro si possono mettere a posto. Io penso che questo sia una cosa veramente dignitosa di uno Stato e anche di una regione. Cioè, voglio dire, sono cose estremamente, in qualche modo potete dirmi che non ci sono soldi, ma io vedo che i soldi vengono trovati per tutte le stupidaggini del mondo, anche per gli evasori fiscali, come ho detto prima, perché se ne vanno, portano i soldi via indifferente, è stato anche dimostrato dalla Gabanelli tanti anni fa. Dunque a questo punto che facciamo? Cioè, è anche vero un'altra cosa, che l'Italia è anestetizzata. Cioè, non so, nessuno protesta, però hanno protestato per un vaccino, però poi quando stavano male, visto che non era niente, correvano in ospedale a curarsi e sono stati curati anche con i soldi di chi si è vaccinato. Allora a questo punto bisogna mettere le cose a posto, ma veramente a posto, e prendersi le proprie responsabilità, perché io in queste cose ci vivo perché ho lavorato in ospedale fino a poco tempo fa e ho visto cosa c'è e cosa non c'è. Ragazzi, è una vergogna che io domani non potrò curarmi. Grazie e buona giornata. Grazie alla signora Green, prego. Allora, concordo assolutamente con la signora sulla necessità su un argomento fondamentale per tutti noi, che tra l'altro è il maggior impegno finanziario, che non chiamiamolo spesa, il maggior impegno finanziario orgogliosamente della nostra regione. Concordo sulla necessità di mettersi intorno a un tavolo e di finalmente, come dire, cercare dei punti di incontro, maggioranza e opposizioni, o comunque concordare il più possibile sui prossimi passi da intraprendere. Ecco, io credo che questo, di fronte a un argomento così esiziale, la campagna elettorale almeno a livello regionale è terminata per un po', credo che sarebbe veramente una prova di grande saggezza da parte di chi governa e di grande maturità da parte delle opposizioni che siedono in Consiglio regionale, e quindi veramente io auspico che si porti avanti finalmente questo tipo di approccio. Certamente andando a riconoscere quali sono, come dire, i buchi neri su cui bisogna intervenire per primo. Sul passaggio che invece ha fatto la signora sulla fiscalità, è chiaro che l'evasione fiscale è un dato che caratterizza purtroppo da anni in maniera percentualmente notevole questo Paese, ed è assolutamente da combattere, perché è chiaro che va a ledere il principio per cui siamo tutti, uno dei motivi per cui abbiamo accettato il patto sociale, il fatto cioè di contribuire ciascuno in proporzione per poter poi anche ricevere da parte dello Stato anche dei servizi. Dopodiché la situazione fiscale in Italia è davvero molto complessa, e quindi tutti i percorsi di semplificazione che potrebbero essere fatti rispetto anche a come dire, le tempistiche attraverso cui pagare i famosi F24, il fatto di andare, ho letto c'è un emendamento che dovrebbe andare a cancellare il pagamento dell'anticipo a novembre.
io lo trovo assolutamente corretto, non vuol dire che non faccio pagare le tasse, vuol dire che non faccio pagare l'anticipo sulle tasse di quello che presumo la persona guadagnerà, l'impresa, la persona l'anno successivo. L'ho trovato sempre una cosa veramente come dire sui generis, il fatto di andare a semplificare ulteriormente come dire, gli scaglioni, andando a aumentare la proporzionalità, ad alleggerire, cioè soprattutto in questo passaggio storico secondo me la classe media, perché quella che sta maggiormente soffrendo e sulla quale io chiedo si lavori maggiormente rispetto a una rivisitazione degli scaglioni fiscali è quella che una volta noi chiamavamo per esempio classe media. Sicuramente ecco, un percorso di questo tipo c'è bisogno di farlo, ma c'è bisogno anche nel contempo di continuare a combattere l'evasione fiscale, perché va proprio a ledere quel patto di fiducia e di reciproca solidarietà che è alla base del nostro vivere insieme e vivere civile. Allora sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, grazie a Toio che mi manda in onda. Buona giornata caro dottor Marco Stabili e Antonella Green. Buongiorno. Prego. Ecco, una domanda semplice. Ho saputo nel 2024 finirà il suo prezioso lavoro come autorità portuale Zeno D'Agostino. Non lasciamo che questo valente manager riconosciuto in tutto il mondo, che ha fatto del porto di Trieste il primo in Italia, appunto lasci Trieste e non lasci la Regione. Faccio cortese richiesta, appello alla politica che pensi ad un'occupazione appropriata per il nostro Presidente Zeno D'Agostino. Grazie per la sua cortese risposta. Si tratta di una regola, nel senso che dopo il secondo mandato non può essere riconfermato il Presidente dell'autorità portuale, non si tratta di un rischio, cioè fa parte delle regole, no? Cioè, come il terzo mandato dei sindaci non c'è, quindi per esempio Di Piazza no? Ha finito i 2 mandati, poi non ha potuto ricandidarsi e così via. Cioè D'Agostino non credo che abbia bisogno di un impiego, semplicemente dopo 2 mandati il termine scade per il Presidente dell'autorità portuale, sì, al netto dell'ottimo lavoro che credo tutti abbiano, come dire, convenuto rispetto a quanto fatto a Trieste. Sì, infatti questa è una regola e quindi non è che la politica può cambiare le regole perché per come ci piace, insomma, ecco, solitamente se si cambiano vanno cambiate per tutti, tutte esatto, le autorità portuali. Dopodiché l'appello, credo, del telespettatore era quello di cercare di tenere comunque Zeno D'Agostino in regione e questo chiaramente passa anche attraverso le volontà di Zeno D'Agostino, nel senso che una volta che avrà terminato il secondo mandato come Presidente dell'autorità ci sono anche i percorsi personali e quindi ecco, certamente una figura così importante che conosce ormai così bene tutto il nostro territorio produttivo, il nostro territorio regionale, è una figura di cui, come dire, non vorremmo privarci e magari sarebbe certo opportuno provare a costruire altri percorsi, certamente però insieme allo stesso Zeno D'Agostino, quindi io non mi permetto assolutamente di né precorrere i tempi né di mettermi nella testa, ci mancherebbe, del Presidente dell'autorità portuale. Al momento però per fortuna insomma abbiamo ancora 2 anni, 1 anno e mezzo insomma abbondante, pieno di operatività per il nostro porto, che è anche impegnato in uno dei più importanti finanziamenti per la nostra regione relativo al PNRR e quindi insomma ne ha di cose da fare per rendere ancora più forte e stabile la realtà nazionale e internazionale del nostro porto. Sentiamo la telefonata, pronto? Io vorrei riprendere un attimo sul discorso della sanità. Il discorso della sanità, allora non dimentichiamoci che fin dagli anni 60 anche uno che lavorava e andava in malattia i primi 10 giorni non gli venivano neanche riconosciuto, perciò era a casa e non veniva pagato. Nel 78, ringraziando il cielo, tutti quanti hanno potuto usufruire della sanità pubblica e adesso vediamo che queste cose purtroppo non funzionano più. Io parlo perché faccio parte dell'associazione per i diritti degli anziani e io ogni giorno ho delle persone che sono in grossa difficoltà per potersi curare, perché gli appuntamenti non ci sono neanche dopo 1 anno, per esempio per fare dei Doppler, addirittura sono chiusi, non per il danno.
Altre visite specialistiche che dovrebbero fare non vengono fatte. Una volta che vengono fatte, alcuni addirittura hanno detto: sa che questo intervento lo avremmo fatto 2 anni fa, quando lei aveva preso il primo appuntamento, potevamo salvare. Adesso siamo costretti a togliere diversi organi che le comporta delle difficoltà, che li mettono in sacchetti, tagliano la risicca. Questo per dire, senza andare in altri argomenti più particolari, che addirittura certi devono tirare con le bombole per l'ossigeno perché i polmoni non sono più a posto. Allora io mi chiedo una cosa, che fino all'ultima settimana della campagna elettorale Federica diceva: mettiamo a posto subito la sanità, una cosa, poi 15 giorni dopo assieme a Riccardi ha detto: per mettere a posto la sanità della Triestina ci vogliono 20 anni, proprio tramite la vostra TV, hanno detto. Allora io mi chiedo, ma con che coraggio si può prendere in giro le persone sul senso della vita? Perché questo si tratta, senso della vita. E questo perché se tu mi dici mettiamo a posto e dopo mi vieni a dire e mi rialzi delle dichiarazioni che vogliono 20 anni per mettere la sanità triestina a posto, vuol dire che tu durante la tua campagna elettorale, tu assieme ai tuoi esponenti politici mi hai preso in giro. Questo è il punto primo. Poi io mi chiedo, la questione dell'assessore Bini, per l'amor del cielo, come può avere un assessore Bini che mi denuncia quei soldi che prende, oltre a essere di 12-15 mila euro saranno in regione come assessore, 31.000 euro di stipendio della partecipazione perché sei socio del 40% della società, mi tratti i dipendenti che lavorano presso i musei comunali o altre strutture pubbliche a 5 euro all'ora. La stessa cosa abbiamo l'esempio adesso per esempio nel campo nazionale con la Sant'Ancheno. Abbiamo detto gente non pagata, gente che diceva di essere iscritta, che non era iscritta, mancanza di TFR, ma allora dove ci sta portando sia il governo nazionale? E guarda caso tutti e due, no? Centrodestra in Friuli Venezia Giulia e centrodestra nel nostro paese. Ma come una persona che è sempre pagata le proprie tasse, che anche dolesto non può scappare perché hai una busta paga o hai una pensione, ti viene tolto subito le tasse e sei irregolare, quelli che guadagnano tanto e poi sono esponenti del governo, trattano la gente come degli schiavi di una volta. E questa è una vergogna nazionale, una vergogna regionale, che io penso che queste cose qua non dovrebbero succedere nel 2023. Chiaro. Grazie per il suo intervento. Prego Grim se vuoi rispondere. Allora sì, rispetto all'attitudine da campagna elettorale, evidentemente personalmente non ha pagato, visto che non sono stata eletta. E io sto sempre molto attenta a non dire cose, a non fare promesse, come dire, un po' che poi so bene sarebbero difficilmente attuabili nel breve e medio periodo. Forse perché, come ho già avuto occasione di dire, avendo iniziato il mio percorso di politica attiva nel 2011-2016 facendo subito l'assessore, questo mi ha un po', fra virgolette, rovinata, nel senso che avendo conosciuto poi la realtà dei bilanci pubblici e quindi la reale possibilità di incidere e il fatto che i veri cambiamenti sicuramente richiedono molti anni se si vuole essere seri e veramente sistemare un comparto. Allora ecco, io sto sempre molto attenta a quello che prometto e a quello che dico che avrei intenzione di fare qualora fossi stata eletta in un consiglio comunale o regionale. È un richiamo che va fatto a tutte le forze politiche perché siamo tutti in realtà molto propensi a fare promesse che poi quando arriviamo al governo ci rendiamo conto erano parole un po' esagerate. In questo caso a me piace molto l'attitudine per esempio del Presidente del Consiglio Meloni rispetto ai problemi finanziari dell'Italia e il suo approccio rispetto all'Europa. Se andassi ad ascoltare tutte le uscite pubbliche di Giorgia Meloni pre-incarico di governo troverei mastodontiche discrasie.
la benzina, anche, no, mi ricordo la questione delle accise della benzina, ma anche la questione dei migranti. Poi quando hai in sorte il fatto di governare il paese o una regione o un comune, ti rendi conto che poi devi fare i conti con questi benedetti saldi di bilancio, e quindi molte delle cose che vuoi cambiare o modificare richiederanno, come dire, anni per poter essere aggredite e a quel punto modificate seriamente. A questo proposito io spero che una delle partite che si inizia a giocare a livello parlamentare, che è quella del cosiddetto premierato, il fatto dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, noi la si porti a casa, perché potrebbe essere un elemento di stabilità rispetto a un'azione di governo, come abbiamo per esempio le regioni e anche i comuni, dove finalmente un elemento di stabilità in più potrebbe portare la possibilità ai governi democraticamente eletti di questo Paese di poter, come dire, portare avanti la propria azione di governo per più anni, perché abbiamo visto che l'elezione diretta sindaco, presidente di regione è sicuramente un elemento di stabilità del sistema. È chiaro, e qui chiudo, che vanno poi compensati i poteri rispetto all'azione del Parlamento, perché la preoccupazione e il rischio è quello di andare a far come dire, perdere possibilità di manovra chiaramente alle forze parlamentari. Certo. Una telefonata, pronto? Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sono Luisa, buongiorno. Ora che Putin trova i suoi denti. La guardi, è Prigozhin, e mi sentite? Sì. Prigozhin, capo Wagner, adesso è contro Putin, e penso che farà veramente un disastro fra loro, no? Verrà una guerra civile, perché questo Prigozhin odia Putin, logico, perché vuole andare in potere, e lui è veramente dell'estrema destra, questo Prigozhin, no? E là sarà casini adesso, perché adesso va tutto blindato, perché ha paura di questo Wagner sfida, no? Di Kremlin, sì. No? Vabbè, spieghiamolo un po' come... Sono una signora, non è che so parlare perfetto di guerre, però è che trova fame per i propri denti. Sì, spieghiamo perché da casa non stanno capendo niente, il capo della... No, capirà, se guarda la televisione saprà chi che è Prigozhin, sì. Capo Wagner, che è contro Putin. Cosa, la gente non si mica scema, Sì, ma magari lo spieghiamo perché non tutti hanno capito. È una persona che metterà a posto Putin. Sì. Questo volevo dire, no? Sì, sì. Penso che hai godito robe che hai detto adesso per televisione, ecco. Sì, ecco, là sarà di tutto, perché là verrà una grande guerra civile, e se sgozzerà un con l'altro per il potere, e lui è dell'estrema destra, sto Wagner, sa? Lui è dell'estrema destra, là sì. Si manierà ha pensato che ieri il suo covo di Putin, sa lui. Va bene, signora, capiamo il suo interesse per il tema, io dicevo semplicemente che dobbiamo un attimino spiegare di cosa stiamo parlando, cioè stiamo parlando del capo della Wagner, diciamo così, quell'armata di mercenari che sostanzialmente pare sia stata messa sotto accusa da Putin, pare sia stato dato ordine addirittura di annullarla, di uccidere i componenti fondamentali per neutralizzarla, e questo capo di questa armata praticamente sta dando vita a una sorta di colpo di Stato, dicendo di voler andare fino a Mosca a sovvertire i vertici dell'esercito russo, tanto che a Mosca in questo momento sono in corso misure antiterrorismo, ha preso una base decisiva sul confine insomma, con l'Ucraina, insomma pare ci sia questa evoluzione. Non so se Green vuole commentare anche sulla politica internazionale, questo diciamo possibile sviluppo interno, diciamo, della situazione. Allora, che uno dei fronti da attenzionare con grande attenzione sia il fronte interno russo è assolutamente vero. Che sia molto difficile, ahimè, capire veramente quello che sta accadendo all'interno della Russia, questo è un dato oggettivo, perché la Russia non è un regime democratico, e quindi riuscire veramente ad avere delle informazioni su quello che sta accadendo in un regime comunque di stampo dittatoriale come quello della Russia di Vladimir Putin è estremamente complicato. Quindi alcuni
osservatori internazionali che io leggo con grande umiltà perché non è il mio campo. No, ma è che sono quindi, un esperto, no? quindi con grande umiltà cerco di tenermi informata leggendo varie fonti. Alcuni osservatori internazionali dicono che c'è un fronte interno da attenzionare e che ci sono problemi interni molto più di quelli che noi possiamo, come dire, immaginare rispetto alle scelte di governo di Vladimir Putin. Dopodiché io non faccio assolutamente il tifo per nessuno dei contendenti ad oggi nel campo russo e quindi certamente però faccio il tifo perché venga posta fine a un'aggressione assolutamente ingiustificata e che va contro a tutti i principi di convivenza internazionale, che è stata l'aggressione della Russia rispetto all'Ucraina. Ecco, io mi fermo a questo dato qui, sperando che ci sia anche un risveglio delle coscienze in Russia, un risveglio delle coscienze il più possibile però vicino a un percorso di democratizzazione del paese. Certo. Io la domanda che umilmente mi pongo è che, visto che si tratta di un'armata comunque di mercenari, se magari non lo sapremo mai, lo sapremo tra qualche tempo, se sotto questa operazione ci sia magari invece anche un'operazione di intelligence internazionale e altre forze che guidano questa controffensiva interna. Utilizzato come grimaldello per indebolire. Utile chissà a indebolire Putin e il suo fronte. Abbiamo cercato un attimino di spiegare, perché è chiaro che ne parlano altri, ma se uno sente la signora magari non capisce di cosa stiamo parlando. A tra poco. Wow. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, ancora con Antonella Grimm di Italia Viva. Siccome il telespettatore in precedenza aveva toccato l'argomento Bini, c'è stata questa polemica sull'assessore, volevo rivedere il servizio, il secondo, se possibile, che abbiamo reinserito nel nostro rundown. Eccolo qua, per sentire le parole dell'assessore Bini, che si è confrontato con la mozione di censura in Consiglio regionale e ha risposto così alle critiche dei suoi oppositori per l'acquisto di immobili da Mediocredito, quando ancora acquisto di immobili a Trieste, quando erano ancora controllati da Mediocredito, che era per 47% emissione della regione. Sentiamo il pezzo. Però la morale, cos'è etico e cos'è non etico, non l'accetto da voi, non l'accetto da voi. E l'onorabilità del sottoscritto non verrà mai messa in discussione da alcuno. Una risposta al vetriolo, quella arrivata in aula ai suoi accusatori dall'assessore regionale al turismo e attività produttive Sergio Emidio Bini. La mozione di censura a suo carico, bocciata dal parlamentino di Piazza Oberdan, verteva sul suo acquisto nel maggio del 2022 di alcuni immobili a Trieste da Mediocredito, quando la banca era ancora controllata dalla regione al 47%. Secondo l'assessore, i contenuti della mozione si riferiscono a vicende che non hanno nulla di opaco e per dimostrarlo ne ha ripercorso in aula lo svolgimento nel dettaglio. Si tratta di atti privati leciti, ha concluso l'esponente della Giunta, e pienamente rispondenti alla legislazione vigente. Vedo un atto assolutamente strumentale, perché nell'attività privata che ha posto in essere l'assessore non c'è nulla di illegale, quindi una mera strumentalizzazione è un attacco alla persona. Attaccando l'avversario politico su questioni peraltro che sono state già chiarite e che non hanno nulla di illecito né tantomeno di illegale, porta la politica a non andare nel verso giusto. Purtroppo i primi detrattori della politica a volte sono i politici stessi. Non è mancato poi un contrattacco dello stesso assessore Bini a Massimo Moretuzzo, leader dell'opposizione, che ha ricordato il ruolo del già sindaco di Mereto di Tomba come amministratore delegato di Edilmeccanica SRL, ditta di Pavia di Udine che si occupa di vendita e noleggio di attrezzature e servizi per l'edilizia. Potrei anch'io attaccarmi dicendo: caspita, Moretuzzo, amministratore delegato con poteri di firma, ma non lo faccio, non serve. Riportiamo la discussione
giusto. Detto che la ditta di cui Moretuzzo è AD non fornisce attrezzature e servizi alla Regione, ha stretto giro la replica del diretto interessato. Ma un tentativo maldestro di provare a buttare la palla in tribuna. Io credo che quello che è successo oggi durante il dibattito dimostri la difficoltà nel quale si trova l'assessore Bini a gestire il conflitto di interessi, a nostro avviso evidente, nel quale è coinvolto, e il tentativo di provare a delegittimare un po' tutta l'Aula, no? Non sono situazioni paragonabili, io sono un consigliere di opposizione, lui è un assessore alle attività produttive, quindi a responsabilità di governo, quindi credo che oggi il dibattito sia andato in una direzione totalmente sbagliata. Allora, grande bagarre, mi viene da dire, però poi nessuna conseguenza, nel senso che la mozione è stata respinta ovviamente dalla maggioranza e però è stato un caso che insomma ha riempito le pagine dei giornali. Sì, io anche qui devo così fare outing, io sono un po' diversa da questo tipo di approccio nel fare opposizione. Nella mia breve vita politica non ho mai, come dire, fatto questo tipo di opposizione, perché la cosa da guardare è la liceità, legittimità degli atti. Dopodiché, quando si entra nel campo dell'etica e dell'opportunità, francamente io mi fermo, perché non sono titolata ad andare a giudicare che cos'è etico o opportuno. Oppure, certo, mi faccio i miei ragionamenti, faccio le mie scelte, ma sicuramente non è un confine molto, molto labile, e quindi non ho mai utilizzato questa categoria per fare opposizione. Mi sono fermata sempre a quella che secondo me è dirimente e fondamentale della legittimità degli atti, e dopodiché c'è sì l'opportunità amministrativa, è evidente. Però da questo punto di vista questa polemica, devo ammettere, non mi ha scaldato. Non sono in aula di Consiglio regionale, non ho nemmeno, ammetto, anche una conoscenza veramente approfondita delle carte, semplicemente ho diligentemente letto, come tutti noi spero, gli articoli di giornale, ascoltato i telegiornali, e quindi devo dire che da questo punto di vista questa polemica non mi ha scaldato il cuore. Ritengo che appunto il pacchetto sanità sia veramente invece l'ambito in cui spendersi con maggior forza, sia a livello regionale che a livello nazionale rispetto per esempio al MES. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. C'è il telespettatore o la telespettatrice in linea oppure no? No. Vabbè, allora volevo invece passare anche all'argomento Varsila, perché ieri dopo il presidio davanti ai cancelli di Varsila, perché si stava inaugurando la BAT che è proprio attigua a San Dorligo della Valle a Varsila, e quindi gli operai in attesa del ministro Urso hanno fatto un presidio davanti ai cancelli per far sentire la loro voce. Poi il ministro Urso ha risposto, sentiamo la risposta del ministro Ursus, che insomma dà segnali più che incoraggianti, perché parla di soluzioni di alto profilo in arrivo. Per quanto riguarda Varsila, su cui il governo sin dall'inizio ha messo l'attenzione, nella convinzione che sia possibile, ed è qui il nostro impegno, trovare una soluzione di alto profilo, mi auguro internazionale e industriale. Sono convinto che ciò accadrà nelle prossime settimane, e per questo oggi rassicurò i sindacati non solo sull'impegno del governo, ma sul fatto che la soluzione ci sarà, e sarà una soluzione di altissimo profilo industriale, tecnologico e internazionale, come meritano i lavoratori di Varsila. Posso assicurarvi che siamo in campo, e sono in campo le migliori imprese, e che una soluzione ci sarà di natura tecnologica e industriale all'altezza della storia e dell'esperienza e anche delle capacità che i lavoratori della Varsila hanno maturato nel tempo. Allora, queste le parole del Ministro alle imprese e al Made in Italy, questo è il titolo esatto, di Urso, che sostanzialmente ha detto: arriva una soluzione di alto profilo tecnologico e industriale nelle prossime settimane, quindi mi viene da dire il massimo che si potesse sperare per Varsila. Ora si tratta, già nell'incontro, se non sbaglio, proprio di lunedì, di mantenere questa attesa, Grim. Allora, intanto benissimo l'azione sindacale, perché
accanto a un momento, parliamo anche un secondo di un momento davvero importante per il nostro territorio, l'inaugurazione dello stabilimento BAT, certo. Quindi accanto a un momento, come dire, positivissimo per il nostro territorio, benissimo hanno fatto le organizzazioni sindacali, i lavoratori e le lavoratrici di Varsila di, come dire, farsi sentire in questo passaggio, perché davvero è invece un dramma del nostro territorio. Veramente stiamo rischiando di perdere una delle radici produttive, come dire, anche culturali, no? Del nostro tessuto produttivo. Quindi benissimo essere stati presenti ieri, benissimo hanno fatto i sindacati e i lavoratori. Ascoltando il Ministro io sono rimasta, come dire, entusiasta. Spero che si sia reso conto dell'importanza e della difficoltà e quindi della delicatezza estrema del momento e del passaggio, e quindi della importanza delle parole che stava dicendo, perché se veramente si concretizzerà questa presenza nuova, industriale e tecnologicamente avanzata, come emerge dalle parole del Ministro sul nostro territorio rispetto alla crisi Varsila, io sarò la prima a congratularmi con il governo, la regione, tutti quelli che stanno ferocemente combattendo da anni, anche le opposizioni in tal senso, rispetto a questo salvataggio. Speriamo appunto che come dire, alle parole davvero seguano i fatti e che ci si renda conto della delicatezza del momento e della estrema come dire, serietà di quello che è stato affermato ieri, e quindi della necessità che adesso alle parole seguano i fatti. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Niente, vabbè. Allora, andiamo a vedere anche il servizio sulla BAT, dai, visto che ne abbiamo parlato, abbiamo toccato l'argomento, se vediamo anche quello che è successo ieri all'inaugurazione del stabilimento di San Dorligo della Valle, in realtà nell'area Frieste, quindi nell'area con il punto franco di British American Tobacco, lo stabilimento nostrano. Pronti? Via. Inaugurazione in grande stile per lo stabilimento BAT British American Tobacco nell'area Frieste di Bagnoli della Rosandra, una realizzazione che ha seguito un cronoprogramma molto serrato con tempistiche record per la realizzazione delle linee produttive e per le aree amministrative, oggi oggetto di un tour guidato alla scoperta dell'imponente struttura. Un investimento importante, circa 500 milioni di euro, che ha visto nelle 3 linee di produzione l'assunzione di circa 100 dipendenti al momento su un organico a pieno titolo di 600 persone. Un'azienda leader che fa bene al territorio e all'indotto, ha dichiarato il ministro Urso, presente oggi al taglio del nastro. Oggi è una giornata importante per Trieste, che è polo produttivo, logistico, hub dell'innovazione, ormai centrale nell'economia italiana e io direi anche europea. È un giorno importante per l'Italia del fare, finalmente si torna a produrre, con investimenti stranieri che sempre più giungono nel nostro paese, perché l'Italia è diventato, secondo il report della principale agenzia di investimento mondiale, il luogo ideale in cui investire anche rispetto agli altri paesi europei. Infatti gli investimenti stranieri aumentano in Italia più di quanto crescono in altre parti d'Europa. La produzione è concentrata sulla creazione dei Modern Oral, ovvero bustine di nicotina da porre in bocca per attenuare i sintomi dell'astinenza dalle sigarette, marchio Velo. La linea produce sopra le 1000 bustine al minuto. Tra i punti cardine della filosofia della BAT, gli elevati standard di qualità, l'attenzione all'ecosostenibilità e un'attenzione costante sugli investimenti tecnologici. È il primo polo industriale che si realizza in 30 anni all'interno di un porto franco. Avete messo a sistema un lascito del passato, il Porto Franco, facendo diventare un'avanguardia del futuro. Per questo il governo doveva essere presente per dire che questa bandiera che qui si innalza oggi, la bandiera dell'Italia del fare, deve appartenere ovunque si realizzi un insediamento produttivo nella nostra meravigliosa penisola. Grazie a Trieste. Vabbè, comunque abbiamo visto l'inaugurazione dello stabilimento, chiaramente con la speranza, come ha ricordato poi anche il presidente del porto Zeno D'Agostino, che questo sia anche un attrattore per altre imprese
che vogliono insediarsi in zone di punto franco a Trieste, perché questa era un po' la sfida, no? Andare sui mercati internazionali a proporre questi spazi, ma dire guardate che un primo passo importante è già stato fatto, cioè c'è già chi ha investito. Questo aiuta le aziende a dire ok, allora ci provo anch'io. Ma infatti vorrei veramente evidenziare, lo ha detto anche il Ministro in un passaggio, cioè finalmente lo strumento del punto franco prende concretezza. Dopo decenni in cui ne abbiamo discusso in maniera sterile, finalmente vediamo quello che può portare come volano di crescita alla nostra città. E ha ragione D'Agostino, BAT non deve rimanere l'unicum, no? Ma deve diventare appunto il paradigma anche come marketing generale della nostra città rispetto ad altre aziende, deve diventare, come dire, un esempio virtuoso per attrarre altre tipologie di insediamenti produttivi sul nostro territorio. Molto bene, ho letto oggi proprio anche sul quotidiano locale, sempre un argomento di cui abbiamo discusso da decenni, si va avanti anche con il viale monumentale in Porto Vecchio, collegato al punto franco. Per anni doveva rimanere tutto anche fisicamente in quella porzione di città, per anni quella porzione di città è rimasta immobile. L'allora governo dei quarantenni un po' folli finalmente diede il via libera a questa operazione di cui stiamo vedendo i frutti, e devo dire che questi sono due passaggi che mi rendono molto orgogliosa di tutta la fatica che abbiamo fatto tutti insieme in questi anni per arrivare a questi risultati. Porto Vecchio che diventa Porto Vivo, finalmente un pezzo di città, e la BAT che è un'azienda che usufruisce di questo concetto che per tanti anni è rimasto anche un po' fumoso a tanti di noi, e riesce a dimostrare che si può fare. E tra l'altro ci sono altre notizie importanti su Porto Vecchio che vi daremo proprio nel telegiornale delle 13:20, non spoilerò niente, ma insomma seguite Tele4. Io ho letto l'articoletto ne arrivano altre, ok. Ne arrivano altre. Pronto, buongiorno. Pronto? Vabbè, niente, non riusciamo a prendere più le telefonate, attendete naturalmente quando... No, pronto? Eccolo qua, è arrivato, pronto, prego. È arrivato finalmente, ho riuscito a prendere la linea. Volevo dire... Sì. Cosa facciamo? La Santa Anchela? Facciamo Santa? Santa? Santa in quale chiesa la mettiamo? In quale chiesa? Ma è possibile mai che nessun politico sia capace di comportarsi onestamente? Nessuno! Non ce n'è uno! Tutti pensano per rubare! Tutti pensano per rubare! E la sanità dove la facciamo? Dove la facciamo? Con quali soldi? Che solo rubano? Con quali soldi? La signora quella bionda che c'è là, sì. La signora quella bionda, la rossa, ma perché non si mettono insieme tutti quelli di sinistra e buttare fuori? Sì, un minimo di rispetto però, insomma, no? Perché rivolgersi così alla signora bionda, alla signora rossa, insomma, non siamo esattamente al mercato, quindi insomma un minimo di rispetto per le signore. Io sono un maresciallo della polizia penitenziaria, ho fatto 42 anni di servizio, sì. 42 anni di galera, ma non ho fatto niente, non ho rubato niente a nessuno. Conosco poche parole dell'alfabeto, signor sì e subito. Sì. Signor sì e subito. E noi ogni anno, a fine anno veniva fatta una classifica. Io in tutti gli anni, i primi 3 anni ho avuto buono e dopo ho avuto sempre ottimo, il massimo ottimo. In più anche elogi ho avuto, anche elogi. Bravo. Ecco, ma questo non conta niente. A me, dopo aver fatto tanti anni di servizio e me la sono pagata la mia pensione. Sì, la mia come tutti. Me l'ho pagata. A questo punto cosa succede? Che a gennaio questa Giorgetta mi ha dato, mi sembra, io non sono neanche sicuro, 4 euro di pensione in più a gennaio. Sì. Adesso forse me l'hanno anche tirato via, non so. Con 4 euro quanti caffè bevo? 3 caffè, benissimo. E 27 giorni cosa guardo? Gli altri come bevi? E gli altri giorni... Cosa guardo? Gli altri come bevi?
Va bene. Simpatico nostro amico, grazie per la telefonata. Il riferimento all'inizio, al di là insomma, della forma, era il caso Santanchè all'angolo. Il PD ha avuto dallo Stato 2.700.000 euro di aiuti Covid, interrogazione urgente dei Dem sul maxi prestito per le sue imprese dell'attuale ministra del turismo. Il senatore della Lega Romeo dice: siamo garantisti, ma venendo a spiegare in aula la questione potrebbe essere chiarita ulteriormente. Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera: è giusto che spieghi i contorni della vicenda per eliminare qualunque possibile velo di incertezza. Funziona così. Quando assumi un ruolo istituzionale e lei è Ministro della Repubblica, davvero è dovuto venire a spiegare tutti i contorni della vicenda. Io sono assolutamente garantista, non faccio parte del partito dei manettari e quindi anche quando si tratta di persone a cui non voglio bene mantengo la linea. Perché, abbiamo dato tanto dolore e sofferenza qualche anno fa con un sacco di vicende su uso distorto della giustizia e di questi giorni l'assoluzione dell'ex sindaco di Como. Mi ricordo i titoli di alcuni giornali allora vicini a certi movimenti culturali e poi politici, ecco, quindi, però quando sei Ministro della Repubblica, comunque quando assumi un ruolo istituzionale dal comune in su, è doveroso che tu venga a chiarire e spiegare assolutamente tutti i contorni delle vicende che ti vedono interessata. E quindi concordo sul fatto che ci debba essere un passaggio in Parlamento. Allora, Nevio scrive: buongiorno, chiedo alla Sigrona Green, ma Italia Viva è di sinistra o di destra? Detto che a me sembra che sia di centro, però insomma prego la Green, dai. Sì, apparenza banale ma che apre diciamo così una prospettiva di spiegare che cos'è Italia Viva in un momento in cui sono vissuti anche tanti cambiamenti. Ma allora, sicuramente io continuo a credere, ma è molto 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 difficile da radicarlo e renderlo efficace, diciamoci la verità, nel dibattito politico e poi anche ai risultati elettorali, che le categorie di destra, sinistra, centro in realtà non è che siano in grado di rappresentare al meglio più la nostra realtà odierna. E credo che Italia Viva semplicemente cerchi, e sicuramente la sottoscritta, cerchi di portare avanti dei percorsi genuinamente riformisti che vadano a rifuggere da quelle false promesse che con le quali alcune forze politiche negli ultimi 10-15 anni di vita politica del Paese hanno costruito oggettivamente fortune elettorali, ma poi forse hanno dato al Paese meno progresso e stabilità. Quindi sicuramente siamo più vicini, se dovessimo usare le categorie del passato, a una forza che potremmo definire di centro, sicuramente però cerchiamo di differenziarci da approcci populisti che secondo noi caratterizzano un po' diverse forze politiche che magari sono anche formalmente all'opposto dei poli rispetto al posizionamento in Parlamento, perché su alcune tematiche ci sono strane alleanze. Penso alla politica estera, alla vicinanza per esempio a Vladimir Putin, che trova accoliti trasversali anche in forze politiche apparentemente molto diverse. Penso all'approccio sul MES. Ho letto ieri una dichiarazione di alti esponenti 5 Stelle che rimarcano la loro contrarietà ad accedere al MES, mentre ho molto apprezzato nel contempo la lettura dell'intervista del presidente Fedriga. Allora, come siamo? Ora, quindi credo che cerco personalmente di portare avanti un approccio assolutamente non populista, riformista, che cerchi di guardare al cuore delle cose senza soprattutto anche schemi ideologici.
Un'altra questione, assolutamente non far entrare il privato nella sanità. Parliamone. Se c'è un ferreo controllo di programmazione e di pianificazione del pubblico, e se questo aiuta l'utenza ad avere dei servizi più velocemente, senza andare a modificare il costo che l'utenza ha rispetto al servizio sanitario, allora per esempio parliamone. Quindi ecco, io credo che è arrivato il tempo di un approccio in politica di questo tipo, proprio perché altrimenti il Paese rischia di rimanere fermo su, come dire, conflitti ideologici che hanno radici ormai nel Novecento, mentre noi, come dire, dovremmo cominciare a parlare invece di intelligenza artificiale e di tutto quello che sarà e che è già il mondo dell'oggi e del domani, per esempio. Grazie Antonella Grimm di Italia Viva per essere stata con noi. Grazie a voi dell'invito e grazie del caffè. E tra poco sarà con noi per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle Elena Danielis. A tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, con noi Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a tutti. Allora, c'è un tema sanità molto caldo, da una parte per quelli che sono i problemi che vanno avanti, sui quali la Giunta regionale e il Consiglio dibatte, ovvero i problemi in particolare delle liste d'attesa, i problemi sanitari, diciamo così, più sotto gli occhi dei cittadini. Poi c'è stato questo caso dello stop alle assunzioni di Asugi su una diciamo così, indicazione diretta della Direzione Sanità che mette in crisi il sistema, in primis su 70 OS che rischiano di non essere regolarizzati a fine mese, ma poi vedremo anche in prospettiva futura. È un momento molto caldo su questo fronte. Sì, è anche abbastanza incomprensibile, no? Non c'è una ragione normativa per cui non si debba assumere. Asugi è tipicamente sotto organico, ma non da oggi. La fragilità del sistema l'ha dimostrata la gestione Covid. Abbiamo problemi enormi in tutti i settori, c'è una fuga dalla sanità che dipende anche e soprattutto dal trattamento che gli operatori sanitari ricevono, che non è fatto solo di stipendio, ma è fatto anche di turni, di attenzione al benessere dell'operatore, che evidentemente in Asugi non esiste. Per cui noi già ci troviamo sotto organico e abbiamo continuamente operatori sanitari che scappano verso il privato perché il privato a parità di stipendio superiore garantisce condizioni di lavoro migliori. Questo non è accettabile nella sanità pubblica. Il pubblico dovrebbe garantire un trattamento agli operatori adeguato, cosa che Asugi in questo momento non sta facendo. Stanno impazzendo. Io conosco diversi operatori sanitari che si trovano in una situazione veramente pesante in questo periodo. Ora, io non ho capito le ragioni, presumo siano economiche, per cui è stato dato questo stop alle assunzioni, ma è chiaro che la cosa va rivista e al più presto, perché già le prestazioni che Asugi sta dando qualitativamente sono molto inferiori a quelle che venivano date qualche anno fa. Ma non perché gli operatori siano qualitativamente inferiori, anzi, ma perché ce ne sono troppo pochi. Quindi è necessario investire in sanità, ma cambiare proprio il sistema. Poi recentemente c'è stata la polemica sulla efficacia del numero unico, no? Il numero unico è stato istituito con la riforma Serracchiani e Fedriga già nel primo mandato aveva promesso di tornare indietro su questa riforma, in particolare sul numero unico, cosa che non ha mai fatto. Durante il Covid il comitato tecnico aveva suggerito di fare 2 centrali operative, di cui una a Trieste. Questo suggerimento tecnico non è mai stato preso in considerazione, quindi il livello del servizio, anche delle chiamate d'emergenza, è sceso in modo preoccupante. E ce ne siamo accorti tutti, a tutti è capitato per una ragione o per l'altra, sperabilmente non gravissime, di telefonare al numero unico per chiedere un'ambulanza, per chiedere un soccorso. Tipicamente passi almeno per 2 operatori
a cui devi raccontare 2 volte la stessa storia. E dopodiché c'è la difficoltà di individuare un indirizzo a Trieste parlando con un operatore che di Trieste non è. Ho letto un articolo sul Piccolo qualche giorno fa, si parlava del numero civico della Fontana di Barcola piuttosto che dell'indirizzo preciso della stazione marittima. È chiaro che se uno è di Trieste, quando tu gli dici Fontana di Barcola sa di che cosa stai parlando, se non è di Trieste no. E questo fa la differenza in minuti. Se il soccorso, se la persona che necessita il soccorso è in una condizione estremamente grave, può fare la differenza tra la vita e la morte. Non mi pare un discorso secondario, no? E questo è un esempio eclatante, però poi di problemi di funzionamento della sanità ce ne sono moltissimi. Forse sarebbe il caso di parlare direttamente con gli operatori, cosa che l'assessore in carica non fa puntualmente. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Prego. Allora, io saluto lei, saluto anche la sua ospite, che peraltro seguo molto spesso. Volevo una cosa futile che però per me è importante, penso anche per altre persone. La Trieste Trasporti ha deciso di non fare più i libretti con gli orari. Avrei piacere di sapere per quale ragione, erano molto utili. Guardi, non sapevo di questa cosa nello specifico. Detto questo, è chiaro che si va verso la comunicazione online e quindi sul sito si trovano tutti gli orari. Per una persona anziana chiaramente non è magari così facile. Appunto, è là che volevo arrivare. Non tutti gli anziani vanno online. Chiaro. E questo era utile per gli anziani, visto che siamo una città di anziani, no? Certo. Ecco. Su Comunque questo... vi ringrazio e saluto la sua ospite e anche lei, grazie. Intanto andiamo sul sito un attimo di Trieste Trasporti, se si va appunto in questa sezione orari, percorsi e tariffe, linee e orari, e si trovano le linee e gli orari di tutte le linee. Vado sulla 10 per esempio. Ma fino là ci arrivavo anch'io. Sì, certo signora, però io comunque faccio un ruolo anche di divulgazione, come no? Intanto ho spiegato questo, dopodiché lei giustamente dice io voglio un formato cartaceo e vorrei con me il classico libretto appunto. Io fra le altre cose sono anche un'invalida civile. Certo, dopodiché dopo l'età. C'è anche la possibilità, per esempio a costo quasi zero, di stamparsi questi se uno è interessato a linee specifiche. Ma io sono stata alla Trieste Trasporti per rinnovare delle cose che avevo da rinnovare e loro mi hanno detto che non li fanno più. Ho chiamato anche il numero predisposto per avere informazioni, non risponde nessuno. Chiaro, così come per esempio, non so quando, ma non in un futuro così prossimo, non ci saranno più i giornali cartacei come succede in tantissime altre parti del mondo, no? Quindi è un'evoluzione che chiaramente lascia in difficoltà alcune persone. Danieli, se vuol parlare con la signora. Beh, in realtà allora capisco il problema della signora e mi rendo conto che il tempo non si ferma e quindi giustamente come dicevi tu si va verso una digitalizzazione quasi completa dell'informazione. Certo è che forse Trieste Trasporti poteva trovare una via di mezzo, per esempio poteva fare un libretto degli orari in formato PDF e pubblicarlo sul sito in modo che chi avesse bisogno del cartaceo poteva semplicemente stamparselo, no? Senza andare pagina per pagina, linea per linea, che è effettivamente bibbioso, signora, posso capire. Però se Trieste Trasporti avesse messo un PDF era un attimo stamparselo, no? Sì, diciamo che qua si può andare sulla singola linea, chiedere nel caso la signora, non so, la figlia, il figlio, il nipote, di stamparli l'orario, così ce l'ha comunque in borsetta. Il libretto lo fai lo stesso, lo pubblichi sul sito, un simpatico PDF, chiunque lo stampa in un attimo. Certo, in cui c'è tutto. Dopodiché di solito, insomma, soprattutto le persone più anziane magari sono interessate a 2 o 3 linee, magari stampando solo quelle hanno anche un plico più leggero, diciamo così, più naturalmente facile. Dipende dal formato che prepari, no? Certo. Il libretto delle linee io non me lo ricordo particolarmente corposo.
Per cui, insomma, è chiaro che se è scritto in piccolo abbiamo un altro problema. Ecco, io per infatti, prima che non ci vedo. Il nipote, il figlio e la figlia può anche stamparlo diciamo, in misura un po' più grande, così diventa anche più leggibile. Pronto, buongiorno! Pronto? Buongiorno, mi sentite? Sono in linea? Assolutamente, prego. Buongiorno, saluto a lei, Marco Stabile, alla redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Grazie. Volevo fare un piccolo appunto per quanto riguarda la sanità, perché questo secondo me è doveroso. Il problema della sanità, della fuga delle maestranze della sanità è anche dovuto in quanto quello che è stato detto, perché il privato è più appetibile, ma anche perché è del frutto scellerato dei governi Draghi e Conte inerenti alla sospensione dei medici, perché in regione, avendo un numero abbastanza sufficiente di medici di maestranze, ci si è permesso il lusso di sospendere il lavoro perché questi qua non volevano stare a un obbligo vaccinale che si è dimostrato, dati alla mano, ripeto, dati alla mano, non solo ingiusto ma anche pericoloso. Tanto è inutile che andiamo a nascondersi dietro un fico a una... perché è stato con l'immaginaria dinamite, diciamo, la sanità e volutamente anche, pertanto diciamo che è colpa del suo maestro che canga se stesso, però in questo caso è colpa della politica, non della popolazione. Per quanto riguarda, gli orari degli autobus, è vero che questo qua è un grosso problema, però è anche vero che alla fine, avendo una Trieste Trasporti privatizzata, anche se c'è una compartecipazione pubblica, questi sono i risultati, perché non solo crea un problema per gli anziani che non sa, e ricordo che l'imposta non ha l'obbligo di stampare il libretto per la nonna, d'accordo? Perché gli importi al giorno d'oggi hanno più che altro una voglia matta, grazie sempre al governo Conte e compagnia cantanti di Draghi, più che altro di divertirsi, e il fatto le maestranze delle tipografie che adesso probabilmente si trovano o in strada o con grossi problemi di occupazione. Grazie, buongiorno. Grazie del suo intervento. Se vuole ancora una battuta, Danielis? Mi pare che la pandemia sia finita da un pezzo, i problemi di organico della sanità ci sono ancora, cioè non vedo il collegamento, soprattutto non vedo il collegamento tra Conte e Trieste Trasporti, però accetto, prendo atto che esistono anche queste opinioni. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco ancora con Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, tra poco. Allora, bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, con noi Elena Danielis del Movimento 5 Stelle. Volevo affrontare anche l'argomento della situazione del progetto della cabinovia Mare Carso. Ieri il comitato Nuovo Via ha fatto un'ulteriore conferenza stampa in cui ha spiegato nuovi motivi, diciamo così, di criticità emersi in conferenza dei servizi, ma ha fatto anche un appello al Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Sentiamo con quale richiesta. È un invito, appello al Presidente Fedriga, che grazie al consenso che ha ottenuto nelle ultime elezioni e all'autorevolezza che ha a livello nazionale, perché fare il Presidente delle conferenze delle regioni è un grande onore, penso un grande merito. Noi auspichiamo un suo intervento, visto che il PNR è in discussione a livello nazionale e a livello europeo per rivederlo, al fine di non perdere i soldi, perché secondo noi i soldi saranno persi, che porti avanti una proposta alternativa sulla quale di sicuro avrà l'appoggio da parte della città, sapendo che l'ambiente non è di una parte ma riguarda tutta la città. E questo l'appello lanciato dal Comitato Nuovo Via al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga per voce di William Starz. L'occasione è un nuovo appuntamento con la stampa in cui sono state illustrate alcune posizioni emerse nel corso dell'ultima conferenza dei servizi istruttoria, in cui il Comune di Trieste ha presentato gli approfondimenti voluti dalla Regione per la richiesta di deroga al vincolo Natura 2000 che insiste sul Bosco del Bovedo, attraverso cui dovrebbe passare l'impianto a fune. Emergono alcune posizioni della Regione che chiedono ancora
precisazioni in merito ai calcoli, agli effetti sulla CO2, al discorso del traffico, come è stato stimato, no? E come verrà limitato. Poi ci sono posizioni come quelli della sanità della SUGI che dice che ci sarebbe voluto un'analisi epidemiologica per capire gli effetti reali sui benefici della salute. Poi un'ulteriore posizione emersa nell'incontro che riguarda l'aspetto prettamente ambientale. C'è il servizio di biodiversità che in attesa del procedimento di VINCA, la valutazione di incidenza ambientale, dice è assodato che la cabinovia fa un danno all'ambiente. Queste le parole dell'esponente, insomma, del presidente in qualche modo del comitato Nuovovia, William Starz. Danielis, c'è una richiesta al presidente Fedriga di sostanzialmente modificare il progetto mantenendo i fondi. Non è una cosa, più volte è stato spiegato dall'amministrazione comunale che non si può, dopodiché questa è la richiesta. Allora, io per lavoro mi occupo di progettazione europea. E in teoria no, non è possibile. Questi soldi sono stati vinti su un bando. Il bando ha una graduatoria. Nel caso che il progetto vincitore di questi soldi non si realizzi, i soldi destinati a quel progetto scalano la graduatoria e quindi vanno ad altri progetti non finanziati, perché evidentemente con punteggi inferiori. Questo è quello che in teoria dovrebbe succedere. Che i fondi vengano da fondi nazionali, fondi europei o PNRR, questa è la procedura. Poi, certo, 1000 cose si possono fare e probabilmente dal momento che c'è una situazione in cui le stesse forze politiche sono al governo del comune, della regione e dello Stato, molto probabilmente non è impossibile trovare un accordo per il riutilizzo cambiando il progetto, richiamando la commissione tecnica che l'ha valutato e rifacendo da capo la valutazione. Certo è una forzatura e bisognerebbe rileggersi molto bene il regolamento del bando su cui questi soldi sono stati vinti. Di solito non è fattibile, non escludo che per casi eccezionali non sia possibile ridiscuterne. Sono un po' scettica, ecco. Però se questo fosse possibile penso che molti triestini come me sarebbero felicissimi di poter riutilizzare tutti quei milioni su un progetto che magari reputano più utile e meno dannoso. Allora c'è ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Allora, ho ascoltato adesso, stavate parlando della Ovovia. Io non ho chiamato per questo, ma ho chiamato sempre per Trieste Trasporti. Comunque, per quanto riguarda l'Ovovia, a Trieste si dice sempre il non se può, invece io sarei tanto favorevole. Sono una signora ultra ottantenne, chiamo per la questione di Trieste Trasporti e il fatto che non viene pubblicato più l'orario. Io giro in città solo in autobus e il fatto di non avere il libretto con le linee e gli orari mi è veramente, come posso dire, mi blocca. Ecco, sono rimasta molto male nel sentire appunto che non lo fanno più. Allora, che il Trieste Trasporti aspetti che tutti gli ultra ottantenni lasciano questo mondo e dopo potranno non pubblicarlo più. Questo è quanto volevo esprimere. Molto chiara la signora, grazie per il suo intervento, insomma, che ribadisce il discorso di prima, dopodiché chiederemo insomma, anche a Trieste Trasporti, dopo questa richiesta, insomma, di dire anche la sua. Insomma. Sì. Daniele, sei scettica? Ma no, non sono scettica, mi rendo conto del problema. Io ho due lati della medaglia, io conosco degli ottantenni che si sono innamorati delle tecnologie, che utilizzano il computer, che vanno online, che riescono a fare delle cose che stupiscono per l'età che hanno, no? E conosco però anche degli ottantenni che invece non lo fanno per abitudine, per formazione, per cultura, ma anche perché non hai voglia di imparare cose nuove, può succedere, no? Dipende dagli stimoli, dipende dai contesti. Quindi capisco le due signore,
trovo che non sia corretto escludere una fetta di popolazione da un servizio, no? E alla fine sapere gli orari e i tragitti degli autobus è di fatto un servizio, e che forse, visto che ci sono così tante richieste a Trieste, si potrebbe cercare di venire incontro in qualche maniera, no? Cioè, mi rendo conto che è un problema, ma me ne rendo conto adesso sentendole, perché confesso, non mi ero posta il problema, perché vivo in un contesto diverso. E quindi sì, signore, probabilmente è il caso di protestare, perché magari ce lo stampano di nuovo. Allora, ancora una telefonata, pronto, buongiorno. Stabile, buongiorno a lei e la Danieli. Nivea, grazie. Allora, è da parecchio tempo che non telefono, però ultimamente anche oggi ho sentito della sanità. Sì. Allora, posso fare un esempio. Io dovrei fare una mammografia in ottobre. Sono andata per prenotare adesso, per attendere, insomma, per non essere all'ultimo momento. Mi hanno detto che le liste sono chiuse. Dovrei fare un elettromiogramma. Ho ricevuto l'appuntamento con l'ortopedico dopo 2 giorni. Contentissima, sono andata a fare la visita, mi ha ordinato un elettromiogramma, che non è un divertimento farlo. E le liste sono chiuse fino al 15 luglio. Ho ancora una cosa. Tutto in questa settimana passata, mi è venuto un nevo, mi sta crescendo sul braccio. Non so se è un tumore benigno o maligno. Clinica in dermatologia. La dermatologia c'era solamente un buco, mi sembra al 10 di luglio o cose di questo genere, a grado. Io sono anche propensa a fare una gita a Grado, però non so dove c'è il distretto, non la conosco Grado come distretto o come altro, eccolo. Allora adesso da voi ho saputo una cosa che, ignorante che sono, non la sapevo, che la SUGI è stata commissariata. Chi è il commissario? È stata commissariata per sforamento del budget. Allora io vorrei sapere, tutte queste liste sono chiuse perché evidentemente sia dove sono andata a Urisina per la mamma o giù al sanatorio triestino non riescono, attendono il cash, attendono che il permesso di poter fare gli esami, per questo sono chiuse. Io vorrei sapere chi è il commissario e se quando sarà il momento faranno come hanno fatto in tutti questi anni il premio di produzione ai dirigenti, premio di produzione a 3 zeri. Eccolo. Allora veramente qualcuno dice che la sanità è gratuita, non è gratuita signori, perché mio padre ed io l'abbiamo pagata tutta la vita, non avevo bisogno dei medici per anni. Adesso che abbiamo bisogno della sanità non si può perché è gratuita, non è così, gratuita è per certe persone, ma non per chi ha pagato e ha lavorato tutta la vita. Se no, se mi dicevano prima che mi trovavo in queste condizioni, avrei pagato con il denaro che ho pagato tutta la vita un'assicurazione privata. Grazie. Grazie alla signora. Allora, si è parlato di commissariamento, tra virgolette, non è che ci sarà un commissario, semplicemente la direzione centrale salute del Friuli Venezia Giulia con un atto formale ha stoppato le potenziali assunzioni di Asugi perché c'è stato un sforamento del budget. Ora ci sarà una riunione chiaramente con l'assessore Riccardi eccetera per vedere il da farsi e capire se la regione potrà diciamo così far sforare ulteriormente Asugi, ovvero alzare il cap massimo, il tetto massimo del budget spendibile per appunto il personale. Se vuoi rispondere alla signora rispetto a quanto detto, soprattutto per la questione liste d'attesa che è il tema più caldo, no? Ma sono una logica conseguenza dell'altro. Se un ufficio è sotto organico, se un servizio è sotto organico non può garantire un livello di servizio tale da non creare liste d'attesa. E quindi sì, bisognerebbe un poco ripensare, no, completamente anche i budget, perché ora la sanità regionale ha perso negli ultimi 10 anni operatori e posti letto.
Non riesco a capire come i livelli di spesa possano essersi alzati. Allora, o erano stabiliti più alti prima e quindi bisogna capire perché sono stati ridotti, o forse abbiamo un problema organizzativo. In entrambi i casi bisognerebbe chiedere all'assessore, no? L'assessore regionale è responsabile dell'organizzazione della sanità regionale. La sanità è regionale. Noi ci paghiamo, una delle poche regioni italiane, ci autofinanziamo la sanità. Fino a qualche anno fa la nostra sanità era un vanto, era una delle migliori in Italia. E cosa è successo? Chiediamoci cosa è successo negli ultimi 15-13 anni, perché è chiaro che non è più un vanto. Ecco. Allora, tra l'altro c'è anche la notizia, la manovra estiva cresce, arriva a quasi 835 milioni di euro, parliamo della manovra regionale, fondi per le liste d'attesa, una posta da 10 milioni per abbattere le liste d'attesa in sanità all'interno dell'assestamento di bilancio approvato ieri dalla Giunta regionale su indicazione dell'assessore alle finanze Barbara Zilli. È chiaro però che accanto ai fondi anche la necessità dell'aumento di personale va di pari passo, no, per le prestazioni. Attenzione, 10 milioni per cosa? Per finanziare le prestazioni presso istituti privati. So che su questo c'è una posizione noi, diversa rispetto alla GRIM che c'era prima da parte sua. Assolutamente sì. Noi invece di investire sulla sanità pubblica blocchiamo le assunzioni sulla sanità pubblica e spostiamo i fondi sul privato. Facciamo eseguire le prestazioni in privato. Il privato per sua natura, e non è una critica, è perfettamente logico e normale, lavora su una logica di profitto, ok? Se no non esisterebbe l'impresa. L'impresa è per sua definizione basata sul profitto. Se io demando al privato dei servizi essenziali, come la sanità, io sto sottoponendo i servizi essenziali a una logica di profitto. È un sillogismo, è banale. Vogliamo questo? Io credo di no. Noi dovremmo voler investire sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sui servizi pubblici, perché alcuni servizi non devono e non possono essere privatizzati, perché devono essere garantiti in ugual misura a tutti i cittadini che abbiano o non abbiano del proprio. Ok, spenderò la stessa cifra in privato o in pubblico per fare lo stesso esame. È quello che diceva poco fa la GRIM. Sì, però alla Regione non costa la stessa cifra. Perché quando la Regione paga il pubblico, gli paga la differenza della prestazione, paga il privato, gli paga la differenza della prestazione rispetto al ticket che paga il cittadino. E non è la stessa cifra che costerebbe farla in pubblico. Quindi alla fine a noi cittadini costa di più, a vantaggio delle strutture private, che per l'amor di Dio in certi casi le strutture private sono preziose e fondamentali. Su certi servizi, certamente, ma non sulla sanità e non su questo tipo di prestazione. Certo. Allora, abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo. No, non ho capito niente. Sì, la sentiamo, pronto? Pronto, Stabile? Prego. Stabile, buongiorno, Danielis, buongiorno. Buongiorno. Io non sono un tuo elettore, però è stata la prima persona in questo periodo che è critica verso il NUE. Io sono d'accordissimo con lei e la delicatezza della sua analisi mi trova concorde sul fatto che durante l'emergenza, sia sanitaria, di un fuoco, di una rapina indifferente, ci troviamo l'operatore del NUE a fare nel mentre dell'emergenza una statistica, perché poi mi vengono passato agli operatori di turno, il 118, il pompiere, il carabiniere, e questo qua, io sono un ex soccorritore, aggiungere un anello alla catena dei soccorsi è controproducente, è dannoso, non si fa. L'operatore del NUE cosa fa? Statistica nel mentre, cioè, è una cosa di una inutilità assoluta. Io mi ricordo il dottor Zaiucar, primario al pronto soccorso, che trasaliva quando parlava di queste cose. Insomma,
veramente sono contento che lei è la prima che sento che dice che è da riformare. Se mica telefono a Paimanova e che dico che alla Fontana de Barcola il vecchio ha l'infarto, il matto di Paimanova, ma la Fontana di Barcola a Trieste o a Pordenone? Non ha idea. E per il vecchio che sta per tirare i crackers, quei secondi di perplessità dell'operatore del NUE sono fondamentali. Il NUE è una roba assolutamente aberrante. Mi è capitato di andare in autostrada, entrare da Varco 4, andavo verso casa, verso Servole la settimana scorsa, e era 3 vecchietti in bicicletta. Telefono il NUE e mi dici Orpo, ma dove è già arrivato il Servola? Insomma, che ho tutti i dati e dopo mi dice ti passo no, non mi stia passare nessuno. E che ho chiuso il telefono. Un secondo dopo il mega ritelefonato dicendomi deve dirlo lei alle forze dell'ordine. Devo dirlo io alle forze dell'ordine, ma lei là cosa la fa? Se prendi le sue responsabilità, le sue sono istigazione a delinquere, guido a 100 all'ora e mi ritelefona. Il NUE è una cosa da cambiare, da sostituire, da eliminare, perché è controproducente. Ancora una cosa, Danielis, da confessare. Non ho sentito. Non avevo capito. Vabbè, comunque, insomma, numero unico di emergenza che, come dire, era quasi un'imposizione dover cambiare in quel senso, che però effettivamente crea dei problemi, soprattutto quando gli operatori non sono esattamente di quel territorio, in una regione che è molto diversa tra Trieste, l'Isontino, il Friuli, la montagna, cioè ci sono situazioni molto molto complesse e effettivamente anche per una persona conoscere tutto non è così facile. Ma per questa ragione il comitato tecnico a suo tempo aveva proposto 2 stazioni di telesoccorso in regione. Forse per come eravamo abituati noi diversamente giovani, 2 forse sono anche poche, certo. Ma 2 è meglio che una, no, banalmente. E quello che a me fa un po' arrabbiare è che la retromarcia su questa che era, mi pare frutto della riforma Serracchiani, il NUE, era stata promessa da Fedriga già nella prima campagna elettorale e questa promessa si è persa. Io sarei stata contenta di applaudirlo se fosse tornato indietro su questa riforma, diciamo, non di grandissimo successo, per usare degli eufemismi. Ecco, invece non l'ha fatto. Allora, un istante di pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Diamo una notizia internazionale. Putin e la rivolta di Prigozhin, pugnalati alle spalle, elimineremo chi ha organizzato la ribellione, difenderemo la Russia dai traditori. Dal capo della Wagner la minaccia finale della marcia su Mosca, quindi una ribellione interna del gruppo dell'armata Wagner di mercenari che di fronte, insomma, pare a un ordine di eliminarne i vertici, ha diciamo, iniziato a dire quella che noi supponiamo sia la verità, ovvero che le perdite dell'esercito russo sono 3 volte superiori a quelle che vengono comunicate, eccetera, e poi ha deciso, insomma, di marciare su Mosca per sovvertire i vertici militari russi. Questa è la reazione del presidente Putin, che poi pare abbia anche chiuso la Piazza Rossa. A Mosca ci sono in atto misure antiterrorismo per questa che insomma appare come sostanzialmente un potenziale colpo di Stato. Insomma, non gli argomenti classici da Sveglia Trieste, Danielis, ma insomma ovviamente tutti gli occhi sono puntati lì in questo momento. Insomma. È in corso di fatto una guerra pericolosissima in Europa e quello che mi fa più male è che io ho visto ben pochi sforzi diplomatici per cercare di fermarla. Noi abbiamo parlato e straparlato di inviare o non inviare armi e supporti militari all'Ucraina, ma io credo che lo scopo dell'Unione Europea sia quello di fermarle le guerre, non di armarle. E mi pare che abbiamo fatto molti pochi sforzi da questo punto di vista. Dopodiché questo facilmente sarà un colpo di Stato.
speriamo che le reazioni non siano spropositate, ecco, perché certo. potremmo soffrirne tutti. Certo. Prigozhin lancia la rivolta anti-Putin, ha mentito, Wagner entra a Rostov e controlla siti militari e aeroporto, scrive La Stampa, 25.000 uomini pronti a morire, lo zar, siamo di fronte a un tradimento, la pagherà, farò qualunque cosa per proteggere la Russia. Ecco, sul farò qualunque cosa chiaramente c'è il gelo da parte di tutti, la speranza che in qualche modo ci sia una soluzione diversa da un'ulteriore escalation a questa guerra ormai sul fronte interno, non più con l'Ucraina ma sul fronte interno. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Buona giornata e buon weekend in arrivo. Una domanda specifica all'ospite che riguarda ovviamente l'ecobonus 110%. Mi risulta che l'Eurostat, che è l'ufficio statistico dell'Unione Europea, ha considerato ufficialmente la cessione dei crediti fiscali come un vero e proprio debito pubblico aggiuntivo e quindi un debito che va a carico di tutti i cittadini italiani. A questo problema si sono aggiunti altri fattori delicati, fra cui le coperture isolanti. Nei decreti attuativi dell'ecobonus 110 non si è stata data pubblicità alcuna all'utilizzo di quelle che sono miscele di calci e scarti vegetali utilizzati in tutti gli altri paesi, materiale che è estremamente ecologico ma soprattutto è riutilizzabile, cioè se si demolisce viene riutilizzato completamente, non lascia tracce nell'ambiente in quanto è recuperabile perché è una miscela, in più è un ottimo isolante termico acoustico, ma soprattutto non rilascia le microplastiche. È stato invece preferito in Italia l'uso indiscriminato, ripeto indiscriminato 2 volte, del polistirene, che è un materiale che in fase di cantiere ha una classe significa F molto bassa, ma soprattutto quello che è grave è che in fase di demolizione, quando verranno demolite le prime pareti, i primi edifici, si disperderà nell'ambiente con tutte le porcherie possibili nell'aria, lasciando così ai nostri posteri, figli, nipoti e pronipoti, il compito difficile di smaltire centinaia di migliaia, se non milioni di metri cubi di plastica che sono stati installati come polistirene nell'ecobonus. Allora la domanda che io faccio all'ospite, sperando che mi risposta, è la seguente: perché 5 Stelle, che è stato il vero promotore dell'ecobonus, non ha in qualche modo evitato anticipatamente sia le conseguenze delle cessioni del credito, sia le conseguenze dell'uso del polistirene? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie per il suo intervento. Prego Daniele. Allora, domanda estremamente complessa. Nella seconda parte molto tecnica, io temo di non essere così tecnica per poterle rispondere a tono, però ci provo. L'ecobonus è stato pensato per dare un incentivo all'economia e contestualmente migliorare la classe energetica degli edifici, ma non ha cambiato la legislazione edilizia intorno, si è appoggiato sulla legislazione esistente. Quindi il tipo di isolamenti previsti per norme probabilmente quelli sono, e questa è una risposta su cui io non metto la mano sul fuoco perché non sono un tecnico. Sono d'accordo con lei che sarebbe stato meglio utilizzare degli isolanti ecologici invece che degli isolanti potenzialmente pericolosi per l'ambiente. Ma credo che le 2 norme non si parlino da questo punto di vista. Cioè credo che l'ecobonus si poggi sulla normativa edilizia vigente e quindi bisognerebbe andare su quella per discuterne. Il problema di quando tu promulghi una legge nuova che va a calarsi in un contesto esistente e su quello si deve adattare. E dopodiché il debito pubblico, ok. Ci sono state però, sempre in Europa, anche tutta una serie di proposte per rifare il concetto dell'ecobonus, rifare il concetto del 110 in altri paesi, perché ha messo in moto l'economia, ha fatto fare 11 punti di PIL all'Italia in meno di 2 anni
e ha avuto dei ritorni estremamente importanti. Quando si considera il successo o meno di un'iniziativa non si può vedere solo la spesa, ma si deve vedere anche il rientro. E il rientro c'è stato. Poi dipende dalla normativa e dal modo in cui le spese, i debiti e i crediti vengono contabilizzati e in che termini e in che tempi. Se noi facciamo un calcolo sui valori assoluti, e non lo diciamo noi, ma lo dicono tutta una serie di documenti che sono stati pubblicati anche da fonti autorevoli, il 110 è stato un successo. Applicato, cioè calato nella situazione della normativa contabile dello Stato italiano, ha creato, e indubbiamente ha creato un problema. Un problema che probabilmente avrebbe potuto essere aggirato o risolto con delle manovre contabili. Una volta avevamo una contabilità fantasiosa dello Stato, si ricorda Tremonti che cos'era? La finanza creativa, non me lo ricordo più. Ecco, questo forse era il momento di essere creativi dal punto di vista finanziario, perché i risultati economici invece sul territorio ci sono stati e sono stati importanti per le aziende, ma anche per i privati che hanno avuto la possibilità di fare delle ristrutturazioni importanti alla casa, migliorando la classe energetica degli edifici e facendo un passo in avanti verso un'Italia senza emissioni, che è quello a cui dovremmo tendere, perché il 2050 è dietro l'angolo e noi abbiamo promesso di arrivarci e non ci arriveremo se non avremo delle soluzioni forti come quella. Allora, ancora una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Prego. Prego. Pronto? Sì. Buongiorno, sono Diego. Prego, Diego. Ecco, io volevo semplicemente fare una considerazione su quello che è successo recentemente in Consiglio Comunale, no? Io sono stato sorpreso dalla reazione piuttosto forte che ha avuto sia il Presidente Fedriga ma lo stesso Assessore Riccardi nei confronti di Onsel per quanto riguarda la commemorazione di Berlusconi. Ma senza entrare nel merito della commemorazione, io avrei voluto sinceramente vedere un tipo di reazione simile, quindi arrabbiata, nei confronti di temi che toccano più da vicino i cittadini triestini in particolare. Mi riferisco al discorso della sanità. Non dimentichiamoci che l'ospedale di Catinara aveva e ha tuttora 5 piani sventrati ancora nel precedente mandato, no? Per problemi di sismicità, se non erro. E i distretti sono stati ridimensionati. Il NUE, come ha ricordato qualcuno, il numero di emergenza 112 avrebbe, per promesse appunto elettorali, avrebbe dovuto riavere la centrale a Trieste. E inoltre non dimentichiamoci che a partire dal 1° luglio il pronto soccorso, che è già sotto pressione, avrà 7 operatori in meno, rientrando in quel famoso numero di 70 OS che non verranno riconfermati. Ecco, io sinceramente da cittadino alcune riserve sull'opportunità di riconfermare nei propri mandati l'assessore Riccardi per quanto riguarda la sanità e lo stesso assessore Bini, che ultimamente problemi insomma riguardanti la politica, Europromos, acquisti di immobili eccetera li ha avuti. Io alcune riserve sinceramente le avrei espresse. Ecco, tutto qua. Auguro un buon lavoro ovviamente alla Giunta Fedriga e un buon weekend a tutti i telespettatori di Tele4. Buona giornata. Grazie per il suo intervento. Danielis. Sposo l'intervento in toto. Sì, effettivamente. Allora, io sono rimasta particolarmente sorpresa a livello locale, anche perché toccata personalmente, dalla reazione che c'è stata sull'atteggiamento di Alessandra Ricchetti, peraltro non in Consiglio Comunale, ma in Capigruppo. Ora, forse i telespettatori non sanno, ma la Capigruppo è l'unica commissione comunale che non prevede pubblico e non prevede stampa. Quindi qualsiasi cosa tu dica o faccia in Capigruppo, a meno che qualcuno dei presenti non la faccia uscire, non esce.
Quando Alessandra si è trovata il minuto di silenzio in capigruppo, non si è sentita di partecipare, è uscita e non ha fatto comunicati stampa, non è uscita sui giornali, non ha telefonato a Tele4, non ha fatto assolutamente niente. Ha lasciato che chi si sentiva di avere un minuto di silenzio e di cordoglio potesse averlo senza nessun disturbo, e lì sarebbe finito tutto. Lì sarebbe finito tutto. Se non fossero usciti 2 consiglieri della destra a stigmatizzare l'episodio. Ora, sulla figura di Berlusconi si può discutere tutta la vita. Certo è che la santificazione appare impropria. Il cordoglio ci sta, è un ex capo di Stato, il funerale di Stato ci sta, ma magari il lutto nazionale che non abbiamo chiesto neanche per la morte di Falcone e Borsellino, ecco, forse mi pareva un po' esagerato. È una figura estremamente divisiva, ci sono i detrattori e ci sono i grandi ammiratori, ma sta di fatto che quando si è trovato nella condizione di doversi difendere in tribunale, si è trovato anche nella condizione di utilizzare 3 reti nazionali per passare da vittima e criminalizzare la magistratura. La magistratura è una istituzione italiana. Questa cosa ha sdoganato la critica profonda a un'istituzione italiana. Quando Alessandra diceva per me lui è stato un grosso problema per le istituzioni italiane, a questo si riferiva. Uno può discutere o meno gli atti processuali, però sta di fatto che questi processi ci sono stati e non tutti si sono conclusi con una soluzione. Allora, io capisco molto bene sia il comportamento di Alessandra che quello di Onzel, e trovo invece esagerate le critiche, perché come uno ha diritto a esprimere il proprio cordoglio, l'altro avrà diritto a non esprimerlo. Senza disturbare, senza aggredire, senza disturbare il cordoglio degli altri, no? Perché il silenzio non è un disturbo, la non partecipazione non è un disturbo. Allora, sentiamo ancora l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, approfitto dell'ultima telefonata per dire anche la mia. Praticamente, no, buono, Berlusconi cosa ha fatto? Ha fatto quel che ha fatto e vediamo Milano 2. Quindi che non ha fatto, diciamo, Mattarella e tutti gli altri sepolcri imbiancati che sono andati lì alla funzione religiosa funerale di Berlusconi a piangere magari, e dentro di loro hanno fatto quel che hanno fatto, perché il Mattarella poteva anche dire io sono già anziano, ho fatto 7 anni di cosa, lasciamo ad un altro. Non è detto che fosse stato Berlusconi, però da quel che ha fatto Berlusconi è stato sempre tradito, e adesso il figlio di Berlusconi, io direi che facesse 15 giorni le sue televisioni, chiuderle definitivamente per 15 giorni, e la gente, il cittadino, e la gente perché non è cittadino questa gente che brontola, non è cittadino, è gente, gentaglia, e quindi praticamente darebbe modo di far vedere cosa ha fatto Berlusconi. Una. La seconda, prendo a favore suo oggi, che sono qui da un bel po' in attesa, di lamentarmi perché bisogna stare tante volte 20-30 minuti in attesa di una telefonata. Va bene, grazie al nostro amico che insomma chiama ogni giorno, quindi insomma non mi pare possa lamentarsi del fatto che
comunque viene fatto passare. Allora, se vuol, vabbè, insomma, ognuno ha le sue posizioni su... Ognuno ha le sue posizioni. Berlusconi però non ha fatto solo Milano 2, ecco. Se uno legge gli atti processuali francamente si spaventa. È indubbio che Dell'Utri sia finito in carcere per questioni legate ad associazione mafiosa ed è indubbio che Berlusconi abbia continuato a tenerlo come braccio destro, finanziarlo e favorirlo. È indubbio che l'accusato di mafia, il condannato per mafia Mangano, sia stato presso le residenze di Berlusconi parecchi anni. È indubbio che Berlusconi abbia ricevuto un sacco di denunce per evasione fiscale. È indubbio che nelle sue dichiarazioni televisive abbia in qualche modo sdoganato l'evasione fiscale. È indubbio che la depenalizzazione del falso in bilancio si debba ascrivere ai governi Berlusconi. Ora, voglio dire, non ha fatto solo Milano 2, no? Ecco. Allora, grazie a Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, è tutto, noi ci vediamo con i telegiornali 13:20, 19:30, restate con noi.